cancro 2025. Contare, stimare, contestualizzare, prevedere, suggerire strategie di miglioramento, aprire spazi per nuove riflessioni. Ecco, questo vuole essere, come scritto nell'introduzione, anche in questo 2025 il contributo della nuova edizione dei Numeri del Cancro. Un successo editoriale, non spetta a noi dirlo, ma senza pari, con oltre 30.000 copie diffuse e scaricate online, per un volume che rappresenta, arriviamo sempre più vicino alla fine dell'anno, ma vi assicuro che il lavoro è particolarmente importante e come Aion dobbiamo ringraziare Aitum in primo luogo, Aion Fondazione, l'Osservatorio Nazionale Screening, Passi e Passi d'Argento e quindi l'Istituto Superiore di Sanità e SIAPE, che tutti insieme un lavoro di squadra che comincia a lavorare da gennaio per produrre un volume che consente di fotografare per proporre stimoli di riflessione alle istituzioni e come società scientifica ci vede impegnati ai massimi livelli per presentarlo. Vicino a me ho il presidente nazionale Massimo Di Maio e come vedete il programma è un programma ricco in cui andremo a definire quelli che sono le proiezioni, i nuovi tumori, i fattori di rischio, il ruolo fondamentale degli screening e affronteremo anche alcuni aspetti, dai tumori rari, il tema dei transgender, il tema importante, straordinariamente rilevante del fine vita e delle cure palliative, per arrivare a un grande tema sempre più rilevante, quello della tossicità finanziaria. Do senz'altro la parola per un saluto al Presidente Di Maio, poi cominciamo con i saluti istituzionali. Grazie Mauro, buongiorno a tutte e a tutti voi per essere qui e per, come dire, testimoniare anche quest'anno l'attenzione che percepiamo, insomma, intorno a questo volume e a questo lavoro che IOM si sforza di portare avanti da anni. E Mauro ha elencato una serie di temi che sono quelli che poi esplicitamente saranno oggetto di alcune relazioni di questa mattina, ma veramente io vi invito a sfogliare il cartaceo oppure a guardarlo online, il volume, perché già dall'indice capirete che sostanzialmente è una miniera di spunti di riflessione e di informazioni. Ci sono veramente tanti capitoli, era impossibile rappresentarli tutti, diciamo, con delle relazioni dedicate oggi, ma sono sicuro che ognuno di questi capitoli, almeno per noi lo è stato, nel momento in cui li abbiamo immaginati, commentati e poi discussi, fino a ieri sera e stamattina praticamente. E quindi sono sicuro che veramente questo sia un contributo utile e anche costruttivo per molti aspetti, perché da molti di questi numeri e di questi capitoli possono venire riflessioni utili a capire come modificare le nostre strategie quotidiane, le nostre prospettive e il nostro lavoro e il nostro impegno. Quindi una giornata preziosa anche quella di quest'anno, credo. Io non rubo altro tempo perché il programma è fitto e quindi lascio a Mauro la moderazione per i saluti. Allora, cominciamo con i saluti istituzionali, ormai è un'amica di IOM, una grandissima amica, la senatrice Maria Domenica Castellone, che è la vicepresidente del Senato, che ci è stata vicina in alcune delle campagne importanti anche al nostro recentissimo congresso e con lei condividiamo anche questa campagna importante che andremo a fare, una legge di iniziativa popolare per la raccolta di firme contro il fumo. Prego, senatrice, è un piacere, è un onore per noi che tu sia qui anche oggi, ormai fai parte della grande famiglia dell'oncologia italiana. Grazie sempre a voi per l'invito e per l'accoglienza e per me è un onore essere qui. Ringrazio IOM, il direttivo, tutti i soci, le associazioni e le fondazioni che collaborano con IOM in questo lavoro che è fondamentale anche per noi che siamo decisori politici, perché quando si parla di numeri del cancro dobbiamo ricordarci che l'Italia ancora aspetta l'attuazione di una legge che abbiamo ormai approvato 6 anni fa, nel 2019, che istituisce la rete nazionale dei registri tumori. Quella è stata la mia prima proposta legislativa quando sono entrata in Parlamento, una legge che fu approvata all'unanimità e che aveva l'obiettivo di mettere in rete proprio il lavoro che voi fate, perché questo lavoro di sintesi che fate con Airtum, di collezionare i dati che in questi anni le reti operative sui territori, le associazioni di volontariato, i tanti registri locali
hanno raccolto, credo sia fondamentale. Noi oggi abbiamo 47 registri tumori in Italia, che coprono circa il 70% della popolazione, però serve creare una rete tra tutti questi registri e serve coprire tutto il territorio nazionale, non solo per avere una fotografia che pure è importantissima, ma soprattutto per fare quello che ribadite anche in questo volume, e cioè capire dove bisogna, che tipo di prevenzione bisogna fare in ogni singola area, dove si muore di quale tumore, quali sono i fattori di rischio, come prevenire, quali sono gli screening da fare, e anche avere un quadro di qual è la gestione oncologica nelle diverse aree del paese. Noi sappiamo che insomma c'è una migrazione sanitaria importante, soprattutto quando si parla di patologie oncologiche, anche se i trattamenti sono trattamenti standard, però purtroppo la migrazione sanitaria esiste perché sono diverse le reti di presa in carico, di diagnosi, di follow up, e noi dovremmo veramente arrivare a garantire quel diritto che è sancito dall'articolo 32 della Costituzione a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale. Quindi il lavoro che fate è importantissimo e spero che questo lavoro venga poi incluso appena la legge sarà attuata con i decreti attuativi che il Ministro anche in una recente interrogazione ha detto che a breve saranno emanati. Spero che da questi dati vengano valorizzati anche in un impianto normativo nazionale che ci permetta di essere ancora più incisivi in ambito oncologico. Perché è importante? Perché lo dite benissimo, cioè scusate, ma io sono raffreddatissima, perché le patologie oncologiche sono un'emergenza nazionale. Molti oncologi parlano di pandemia oncologica, cioè dopo la pandemia da Covid stiamo registrando un'impennata di incidenza di tumori legata anche forse ai mancati screening che sono stati fatti durante la pandemia, però, e molti di voi immagino lo diranno, si sta anche registrando una insorgenza precoce di neoplasie che prima erano neoplasie dell'età più avanzata, penso per esempio al cancro del colon. In qualche modo registriamo che c'è questa aumentata incidenza e sicuramente dobbiamo correre ai ripari con più screening, con diagnosi che siano sempre più personalizzate e specifiche. A me dispiace moltissimo che in questa legge di bilancio purtroppo non passerà l'emendamento che avevamo depositato di rifinanziare il fondo per la genomica oncologica. Quello era un fondo fondamentale che abbiamo istituito in una legge di bilancio di 3 anni fa, che copriva solo una parte dell'NGS che serve per alcuni tumori, perché è chiaro che sapere di avere una mutazione genetica ti dà la possibilità di essere trattato con un farmaco molecolare, e oggi quelle diagnosi vengono coperte, poiché sono costose, solo dalle regioni che hanno un bilancio in ordine, e i cittadini che vivono nelle altre regioni sono svantaggiati. Abbiamo creato questo fondo nazionale che era di solo 5 milioni di euro, sappiamo che solo per il tumore del polmone ne servirebbero 27 di milioni di euro. Purtroppo il fondo è andato ad esaurimento, non verrà rifinanziato a meno che non ci siano sorprese, diciamo. Ora si stanno votando gli emendamenti alla legge di bilancio e questo non è tra gli emendamenti prioritari, però magari anche la vostra discussione di oggi può dare una spinta al decisore politico, soprattutto alla maggioranza, perché credo che quella sia veramente un'emergenza, cioè avere a disposizione una diagnostica molecolare, permettere ai cittadini di insomma poter accedere a terapie bersaglio, a terapie specifiche, è la strada principale che abbiamo, è quella che fa la differenza tra la vita e la morte. La terapia oncologica sarà una terapia sempre più personalizzata, ce lo diciamo spesso. Quando io mi sono laureata in medicina erano gli anni in cui si stava completando il progetto Dulbecco, il sequenziamento del genoma umano, erano gli anni in cui si parlava del metodo di Bella, vi ricordate? Quindi si cercava la cura unica per tutti i tumori, poi invece abbiamo capito che il futuro dell'oncologia è una terapia sempre più personalizzata, diversa da tumore a tumore, da persona a persona, addirittura tra tumore e metastasi nella stessa persona, e quindi noi dobbiamo arrivare al punto in cui le tecniche diagnostiche, genomiche, sempre più specifiche, sempre più individuali, e l'accesso a terapie sempre più mirate che hanno meno effetti collaterali e più benefici sia diciamo accessibile a tutti.
Io non vi rubo altro tempo, anche perché stiamo votando il decreto anticipi, quindi devo tornare in aula, però veramente vi ringrazio per il lavoro che fate, vi faccio i complimenti per quello che fate. So che state preparando una proposta di legge di iniziativa popolare e questa è una cosa che mi piace moltissimo, perché io credo veramente che se vogliamo costruire un paese che sia un paese più giusto, più inclusivo, che metta al centro veramente ciò che è importante, e la salute è uno dei beni più preziosi che abbiamo, serve una maggiore partecipazione civica, un maggiore coinvolgimento dei cittadini anche nelle scelte politiche, e vedere che state preparando una proposta di legge di iniziativa popolare su un tema che purtroppo il Parlamento non ha il coraggio di affrontare, che abbiamo trattato tante volte anche con voi, e cioè oggi i dati ci dicono che il metodo più efficace per ridurre l'abitudine al fumo, che è continua ad essere il fattore di rischio principale per tanti tumori, è aumentare il costo delle sigarette. E addirittura Fondazione Veronesi ha fatto un sondaggio in cui ha chiesto ai cittadini: se ti facciamo pagare di più le sigarette, ma poi tutti i soldi che si ricavano li mettiamo a disposizione di più screening, più terapie, più insomma follow up, cioè ti curiamo meglio nel caso in cui ti ammali, sei d'accordo? Anche i cittadini sono d'accordo, però la politica non ha il coraggio di fare questa scelta che hanno già fatto altri paesi, l'ha fatto la Francia, l'hanno fatto gli Stati Uniti. Tra l'altro, ridurre l'abitudine al fumo significa veramente proteggere i cittadini e proteggere la salute dei cittadini. Quindi so che state preparando una legge di iniziativa popolare. Noi abbiamo modificato nella scorsa legislatura il regolamento del Senato, per cui oggi c'è un articolo che prevede che quando arrivi in Senato una legge di iniziativa popolare che ha raccolto 50.000 firme, entro 3 mesi deve essere discussa in aula. Quindi se depositate questa legge c'è anche un percorso preferenziale, per cui a un certo punto il testo arriverà in aula e poi ognuno dovrà fare apertamente, insomma, le sue scelte. Ogni parlamentare sarà chiamato ad avere il coraggio di dire se sta da una parte o sta dall'altra. Quindi complimenti veramente anche proprio per questa azione civica quotidiana che fate, complimenti ai tanti colleghi, ai tanti medici, infermieri, operatori sanitari che sono qui in sala e che ci ascoltano. Grazie sempre per il vostro sacrificio, la vostra resilienza. Io purtroppo speravo che anche in questa legge di bilancio il vostro lavoro fosse finalmente riconosciuto con fondi dedicati a più assunzioni, a valorizzazione del personale sanitario, perché penso che ormai siete stanchi di essere chiamati eroi e lo capisco benissimo. Dobbiamo pretendere che arrivino delle risposte per il mondo sanitario, che ci ha permesso e che ci permette di reggere nonostante i tagli che sono stati perpetrati negli anni precedenti. Quindi grazie veramente a tutti e buon lavoro. Grazie davvero, grazie alla Presidente Castellone. È importante questo link e questa collaborazione con l'istituzione. Con la proposta di legge cominceremo senz'altro a gennaio. L'obiettivo è raggiungere e consegnare le 50.000 firme autenticate, un lavoro importante, mai nessuna società scientifica l'ha promosso, quindi un compito davvero impegnativo, ma l'obiettivo è riuscire entro fine febbraio, inizio marzo, a consegnare al Senato questa proposta di legge di iniziativa popolare. Grazie alla Presidente Castellone, da un amico, un altro caro amico, il professor Rocco Bellantone, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Anche qui il link, il collegamento, Rocco, fra la tua istituzione, l'ISS, e la società scientifica e le altre, il registro dei tumori. Intanto è davvero importante, anche in questo volume l'ISS svolge sempre un ruolo di grande collaborazione. Grazie, sì, io sarò brevissimo perché siamo tutti ansiosi e interessati di sentire quello che ci direte con questa meravigliosa pubblicazione che ripetete periodicamente, pubblicazione che sottolinea ancora una volta gli enormi progressi che grazie a voi e a tutti quelli che si occupano di oncologia sono stati compiuti nella lotta contro i tumori, ma ahimè sottolineerà, ne sono convinto ancora una volta, un'Italia a varie velocità, un'Italia in cui solo per nascere in un paese rispetto che un altro si può essere trattati da miglior posto del mondo, perché qui ci sono dei posti che sono i migliori al mondo, e da peggior posto possibile. Questo non è altro che articolo 32 della Costituzione, non è accettabile
e sono convinto che la vostra azione quotidiana e pubblicazioni come questa potranno aiutare. L'Istituto è con voi da sempre, lo è in questo libro con passi e passi d'argento, lo è quotidianamente nella battaglia che stiamo facendo di uniformare perlomeno l'assistenza sanitaria in Italia con le linee guida e le buone pratiche. Devo dire, non è perché sono qui o per piaggeria, l'AIOM è sicuramente tra le società scientifiche quella che è più attiva e più produce in questo senso. Dobbiamo cercare di far sì che le altre società si allineino all'AIOM in questa preziosa attività. Mi tocca comunque, perché poi si va sempre dai migliori a chiedere i maggiori sforzi. Proprio a voi che siete i migliori chiedo ulteriori sforzi, perché siamo arrivati a, tra quelle pronte e quelle quasi pronte, a oltre 200 linee guida, ma quello che conta, abbiamo virato sulle buone pratiche che sono molto più facili e molto più rapide, viaggiamo sulle 4.000 raccomandazioni in questo momento, il che vuol dire che consegniamo da un lato alla giurisprudenza uno strumento validissimo per poter evitare quei processi e quelle condanne ai nostri colleghi assolutamente ingiusti, ma dall'altro direi che consegniamo uno strumento preziosissimo a chi fa programmazione sanitaria per omogeneizzare le cure, la diagnosi e la prevenzione. Con questo auspicio io vi auguro ancora una volta buon lavoro e vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie. Grazie davvero, Presidente Bernantone, è fondamentale la collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Andiamo avanti con i saluti istituzionali. Abbiamo un altro caro amico, Pierluigi Russo, che è il direttore tecnico-scientifico di AIFA. Ovviamente è inutile dire che la collaborazione fra la società scientifica e AIFA è strettissima. Pierluigi, a te la parola. Vi ringrazio per questo invito. Diciamo, è una pubblicazione attesa, è una pubblicazione molto importante. Diciamo, l'evoluzione farmacologica degli ultimi 10 anni ovviamente pone delle sfide sotto diversi livelli, sia di natura tecnica, quindi diagnosi precoci, screening, quindi ci sono ricadute che vanno anche al di là di quello che è il contesto farmacologico, quindi è stato parlato, si è detto poco fa, anche della tipizzazione genetica ovviamente dei tumori. Il Ministero da questo punto di vista stiamo lavorando anche, si è lavorato sul discorso del portare a regime i cosiddetti molecular tumor board, quindi insomma c'è una intensa attività su questo versante. Ora non vorrei però, diciamo, in qualche modo sottacere quelli che sono gli aspetti anche di natura economica. Ho molto apprezzato il capitolo sulla tossicità finanziaria, che pone un focus importante su quello che è la ricaduta sulle famiglie, poi dopo degli impatti economici, e in questo mi soggiunge quello che è il dato che poi dopo viene da diversi rapporti anche europei, che evidenziano come l'Italia sia uno dei paesi che garantisce l'accesso alla maggior quota di farmaci autorizzati a livello europeo. Quindi da questo punto di vista siamo un paese che è assolutamente generoso, anche a tempi assolutamente ragionevoli rispetto a quelli di altri contesti, e disponiamo anche di strumenti per poter garantire dal punto di vista regolatorio e anche assistenziale quelle fasi di transizione che intervengono tra l'autorizzazione e l'ammissione alla rimborsabilità. Su questo, diciamo, mi piacerebbe molto che il numero, che i numeri del cancro si arricchissero magari anche di una collaborazione più intensa con l'agenzia, anche dal punto di vista dati, perché ovviamente la piattaforma dei registri di monitoraggio AIFA, su cui io
pongo tutti quanti quelli che sono i possibili ringraziamenti agli oncologi in giro per l'Italia, che indubbiamente espongo e l'agenzia espone anche a degli oneri di compilazione, degli aggravi di compilazione che devo dire riguardano soprattutto voi. Ora rispetto ad altre categorie ad altri ambiti terapeutici, ma perché ovviamente anche i vostri dati che testimoniano sempre più la necessità di screening precoci, di trattamenti precoci e un prolungamento dell'aspettativa di vita dei pazienti oncologici pone anche delle sfide in termini di gestione dell'impatto sulla spesa farmaceutica che, devo dire, non è che debbano essere sottaciuti. La piattaforma dei registri di monitoraggio AIFA è sicuramente un esempio avanzato nel contesto europeo, una piattaforma che in qualche modo viene utilizzata. Io ho avuto diverse interlocuzioni anche con miei colleghi in altri paesi europei per capirne un pochino l'architettura e ovviamente come poterle portare a regime. Qui abbiamo peraltro anche uno di coloro che sicuramente ha contribuito alla nascita di questo strumento di monitoraggio, proprio partendo dall'esempio di uno dei primi farmaci oncologici target che sono stati autorizzati in Italia. Quindi diciamo da questo punto di vista è importante anche diciamo creare in questo senso dei network che poi ci permettono anche di comprendere meglio all'interno dell'agenzia e all'interno della Commissione Scientifica Economica come ovviamente procedere con quelle che sono le opportune valutazioni di ammissione, di valutazione ai fini della rimborsabilità. Devo dirvi che le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo strumento in quegli anni, parliamo quindi del 2005, sono motivazioni che oggi sono ritornate un po' prepotenti per certi versi, un po' per aspetti sicuramente di natura finanziaria, un po' per motivazioni legate ad un'evoluzione del quadro regolatorio che è assolutamente dirompente rispetto a quegli anni, in cui noi autorizzavamo dei medicinali nel trattamento del tumore del polmone. Oggi autorizziamo medicinali nel trattamento del tumore del polmone nei pazienti che hanno una determinata risposta, che hanno quel determinato tipo di recettore, che hanno quella determinata fase di malattia. Cioè ci troviamo ormai con un'evoluzione regolatoria che porta a dei farmaci che per certi versi sono completamente diversi rispetto a quelli con cui eravamo abituati a ragionare il secolo scorso. Ed è questo il motivo per il quale poi dopo il contesto regolatorio porta poi dopo a dover assumere delle scelte o a dover governare delle scelte e delle decisioni che sono sicuramente più complesse. Quindi vi ringrazio chiaramente per questa opportunità di rappresentare la prospettiva dell'Agenzia in questa importante diciamo presentazione di questo volume che rappresenta un patrimonio informativo fondamentale, un patrimonio informativo che sicuramente da questo punto di vista ha anche la possibilità di crescere. Ho visto anche per i focus specifici che sono contenuti al suo interno, quindi da questo punto di vista è un contributo che risponde anche a quesiti attuali per certi versi. Ci vuole una maggiore collaborazione sicuramente interistituzionale. L'AIFA, come ben sa anche Franco, ma insomma l'ho ribadito anche a tutti quanti i presidenti dell'AIOM, è assolutamente disponibile a condividere dati e informazioni per poter gestire informare quelli che sono i processi decisionali. È molto importante continuare in questa direzione e consolidarla. Chiaramente ognuno dalla propria prospettiva, però sono confidente che questo tipo di collaborazione poi consentirà anche di capire quelle che sono le esigenze.
Giusto una piccola notazione a margine, che se volete è una notazione di sistema, non è una notazione che riguarda l'ambito oncologico, ma riguarda in generale diciamo, il servizio sanitario nazionale. Siccome si è parlato di presa in carico, siccome si è parlato di gestione efficiente dei pazienti, è chiaro che dobbiamo recuperare moltissimo, ma questo io credo che sia, ahimè, purtroppo indipendente dall'ambito terapeutico, è più una questione generale di Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo recuperare modelli organizzativi, percorsi organizzativi, perché certamente c'è stato su questo versante negli ultimi 15 anni un significativo disengagement, e a incrementare le risorse ci può volere relativamente poco. Recuperare i modelli organizzativi sicuramente ci vuole molto di più. Recuperare competenze e soprattutto anche specializzazioni, diciamo profili di eccellenza, se volete, è un percorso sicuramente molto più complicato, che è legato alle persone ed è legato, come dicevo appunto prima, ai modelli organizzativi. Vi ringrazio. Grazie. Buon proseguimento. Grazie mille. Tra l'altro, grazie per questo riferimento all'importanza dei percorsi e dei modelli organizzativi. Lo vedrete poi anche nelle relazioni di oggi. Gli spunti sono tanti in questo volume sull'importanza di focalizzarsi sull'ottimizzazione dei percorsi e dei modelli. E come abbiamo detto già in tante altre occasioni, IOM è al servizio, è a disposizione delle istituzioni per questo confronto costruttivo che viene invocato, e ribadisco questa assoluta disponibilità da parte nostra. Tra l'altro si parlava anche dell'accesso ai farmaci e ai dati italiani. IOM avrà un gruppo di lavoro dedicato all'accesso precoce, e abbiamo deciso in direttivo di organizzare per il 2026 una conferenza nazionale su questo tema, quindi io sono sicuro che in quell'occasione con l'agenzia e con gli altri attori insomma, coinvolti in questo tema sarà sicuramente un'importante occasione di confronto e di riflessione. Grazie ancora. Non rubo altro tempo e Mauro, prego. Grazie, grazie davvero. Cominciamo a entrare nel quello che è il senso di questa presentazione. Devo dire che un lavoro importante ci ha portato via davvero mesi di lavoro, di confronto con gli epidemiologi, con gli altri clinici, fine settimana, notte, proprio fino a ieri sera, fino a stanotte, stamattina abbiamo cambiato anche il comunicato stampa in corso d'opera. Do senz'altro la parola per la prima relazione su andamento delle proiezioni dei nuovi tumori d'Italia dal 2011 al 2025 a Diego Serraino, epidemiologo. Diego non ha bisogno di presentazioni, è quello con cui da anni lavoriamo con tutti gli amici di Altum. Prego Diego. Grazie mille, allora, cerchiamo di capire come fare perché io ho bisogno di guardare lo schermo. Benissimo, grazie, buongiorno, sono Diego Serino, oggi collaboro e lavoro in Alleanza contro il Cancro, ma la mia vita lavorativa di epidemiologo dei tumori è stata nella grandissima parte svolta da Aviano, al centro di riferimento oncologico, dove oltre all'epidemiologia ho diretto il registro tumori del Friuli Giulia, uno dei primi registri tumori su base regionale che il nostro paese ha avuto, e sono qua anche come membro del consiglio direttivo di AIRNUM, che è la nostra associazione decennale che lega insieme i registri tumori di popolazione, registri tumori su base di popolazione, quindi noi contiamo quello che succede a ciascun cittadino. Allora, bene, il titolo della mia presentazione è quello che troverete nel libro, ovviamente, riguarda un po' quello che è successo da quando abbiamo incominciato a produrre i numeri del cancro, 2011. Io ho incominciato nel 2012, solo il professor Di Maio mi supera come vecchiaia, questo per me è una sfida che facciamo insieme. Bene, e diciamo è una sfida importante. L'obiettivo che ci siamo posti è di misurare, quindi una via di mezzo tra contare e stimare quella che è la dimensione epidemiologica dei tumori in Italia, no? Come potete vedere, vediamo se capisco come funziona il ponte, da questa tabella mi sposto. Però poi il microfono non ti sento. Sì, è vero, poi non mi sentite. Insomma, si riesce a vedere qualcosa? Un gelato. Perché con i numeri è un po' diverso che parlare, quindi io poi sono più appassionato ai numeri che alle opinioni, ovviamente. Allora,
Per misurare quello che succede nella popolazione, Dico, grazie. ti arriva Milger. Sì, dobbiamo, grazie mille, gentili. Noi dobbiamo innanzitutto sapere di cosa stiamo parlando. La popolazione italiana è questa e si è molto evoluta, come sapete, in questi ultimi anni siamo molto diminuiti. Vedete, quando abbiamo incominciato dal 2011 eravamo 59 milioni, siamo cresciuti fino sostanzialmente al 2014, addirittura ogni anno dell'1-2%, ma poi siamo declinati. Ora siamo arrivati nell'ultimo anno della stima da 58.000 a 900.000 abitanti, con una diminuzione di parecchi punti percentuali. Applicare i tassi di incidenza ovviamente a una popolazione che diminuisce per stimare il numero assoluto, quello che contiamo, implica tenere conto da dove partiamo. Quindi quella distribuzione per sesso e per età è la base, no, dell'evoluzione dal 2011 in poi alla nostra popolazione, su cui noi andiamo a stimare i nostri numeri. E nel corso degli anni, vedete, noi siamo passati come sezione dei registri tumori sempre più o meno intorno a questa cifra dei 360.000 casi, fino a spingerci al 2020, che è stato l'anno un po' di svolta, perché poi ci è arrivato col Covid, siamo rimasti non solo noi dei registri tumori, non solo noi epidemiologi, abbastanza paralizzati ovviamente, sempre su queste cifre che potete vedere, e abbiamo usato altri modelli che sono sostanzialmente basati dalle agenzie internazionali per la ricerca sul cancro, che hanno fatto delle proiezioni a lungo termine, come potete vedere da qua. Questa è l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, che usa in parte ovviamente i dati dei registri tumori, ma poi usa gli stessi meccanismi, metodologie uguali per tutti i paesi del mondo, che sia l'Italia, che sia la Francia, che sia il più piccolo paese africano, le stime le fanno così. E quindi quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è cercare di capire dove andava l'Italia. Questa è l'Italia, vedete, questo è il 2025, e abbiamo prodotto delle stime abbastanza superiori a quelle che i registri tumori producevano, no? E questo perché? Nonostante in Italia fino dal 2003 al 2017 l'incidenza dei tumori abbia subito notevoli variazioni, è un po', diciamo, complicato, insomma, se mi riuscite a seguire, vedete che dal 2003 al 2017 negli uomini l'incidenza è diminuita del 10% nel complesso, ma del 2% soltanto in quest'ultimo periodo, no? Nelle donne è sempre aumentata del 4%, se tiriamo una riga da qua dal 2003 al 2017, ma anche nelle donne finalmente, buona notizia, incomincia a diminuire nell'ultimo periodo, no? Qua diminuisce del 4,8% dal 15 al 17. Ora non voglio confondervi ultimamente, ma volevo solo darvi un quadro di come molti sono i parametri che noi dobbiamo tenere conto per stimare i numeri. Noi non riusciamo a contare, nessun paese del mondo può contare quanti tumori ci sono nel 2025, si fa usando delle assunzioni. Per esempio, se noi vediamo l'incidenza e usiamo questa linea, pensiamo che ricominci a salire fino al 25, che rimanga costante o che diminuisca, avremo risultati diversi. E questo è il motivo semplicemente di perché abbiamo variazioni, no? Cosa abbiamo fatto ultimamente? L'AIRTUM, quindi i registri tumori italiani, sono riusciti poi nel 24 a stimare, a ricominciare le stime. Abbiamo prodotto una stima variabile da 360 a 391.000 casi in base a quegli andamenti che noi pensiamo possono essere successi delle tre varie possibilità, no? E quindi abbiamo prodotto una stima che però non era proprio in linea con quanto produceva sia la Commissione europea, adesso vi spiegherò di cosa si tratta, che è intorno ai 413.000. No? Quindi questo è un po' il quadro di quello che è successo. Ovviamente noi abbiamo, come dicevo, varie possibilità, no? I dati dell'Agenzia Internazionale sul cancro hanno puntato più su questa assunzione di una ricrescita, anche per l'Italia, ma su modelli internazionali. Noi di AIRTUM pensiamo che più o meno l'andamento stia qua in mezzo, dal 17 al 25, perché il 17 era l'ultimo anno di dati disponibili, no? Quindi quello che è successo. Ora, come ha accennato Mauro, il professor Di Maio, in realtà ieri c'è stato veramente un cambiamento notevole nell'atteggiamento. Allora, la Commissione europea nel 2021 ha istituito due registri importanti. Il primo registro è l'European Cancer Inequalities Registry, perché l'European Cancer Beating Plan ha l'obiettivo di ridurre il più possibile le disuguaglianze sul cancro in Europa. Per fare questo ha istituito due registri, l'European Cancer Inequality Registry e l'European Cancer Information System. Questi due sistemi raccolgono tutti i dati dei registri tumori europei, dei 27 paesi,
Ieri proprio mentre stavamo lavorando alle 6:30 è uscita un announcement della comunità dell'European Union che ci dice che finalmente le nuove stime ci fanno vedere una diminuzione dei tumori in Europa dell'1,7% globali e della mortalità dell'1,9%. Sulla mortalità non siamo rimasti sorpresi, siamo rimasti ovviamente piacevolmente sorpresi del fatto che anche a livello europeo ci venga in parte conosciuto quello che noi abbiamo anche già scritto nel volume, dicendo guardate che non siamo più di fronte a questa impennata, a questa salita, ma incominciamo a vedere i primi segni di rallentamento, e questo è stato documentato ovviamente anche tempestivamente, diciamo così, non ci siamo messi d'accordo, dalla Commissione europea tramite il registro dell'European Cancer Information System. No? Bene, come vi dicevo, loro stimano che hanno rivisto al ribasso per il 24 le stime che erano state fatte nel 22 per il 2024, con questa, diciamo, una diminuzione di quasi il 2% dei nuovi casi in Europa, ma che riguarda in realtà molto meglio l'Italia, perché il nostro passaggio delle loro stime significa che da 413.000 casi che erano stimati per il 24 nel 22 si è passati a 402.000. Questo vuol dire una riduzione delle stime, quindi una revisione al ribasso delle stime dell'incidenza nel nostro paese del 2,6%. Cosa vuol dire? Che siccome noi abbiamo stimato per il 24 391.000 casi, con il nostro metodo che si avvicina a quello della Commissione europea, vedete sostanzialmente, come c'è scritto nel nostro contributo, noi sappiamo con una buona certezza, approssimazione ma robusta, che dovremmo trovarci nel 25 più o meno all'incirca 395.000 casi di tumore. Insomma, è un numero molto vicino a quello che abbiamo calcolato noi, con quello che calcolano i colleghi dell'European Cancer Information System per l'Europa. Quindi qua non siamo più di fronte a questa impennata, ma siamo di fronte a una fase di stabilizzazione con una tendenza alla diminuzione. Da dove nasce questa? Nasce sostanzialmente, questi sono i tumori, vi faccio solo vedere questo, la stima della Commissione europea parla per il 24 di 214.655 casi dei maschi, per noi erano 214.550, quindi un centinaio di casi negli uomini diversi, quindi veramente, insomma, ragazzi, quasi ci avviciniamo, no? Un po' diverso per le donne perché mancano più o meno 10.000 casi, soprattutto i tumori della mammella e del polmone. Questo a cosa è dovuto? Sostanzialmente è dovuto a questo fatto, a quello che è successo in tumore del polmone nei maschi. Pensate che la grande incidenza, diciamo, la diminuzione dell'incidenza del tumore nei maschi è il principale motore di questo andamento positivo, che non ancora corrisponde nelle donne. Vi abbiamo fatto vedere nel 23 che tra il 2007 e il 2019 in Italia abbiamo risparmiato 73.000 morti di tumore del polmone, ma abbiamo avuto un eccesso di 16.000 in base al latte. Quindi questo è sostanzialmente il grande messaggio. Rimane ovviamente il take home message che noi abbiamo bisogno dei dati aggiornati, come ha detto la vicepresidente, mi sembra, no? Sì. Abbiamo bisogno che il registro nazionale tumori funzioni, abbiamo bisogno di aggiornare i dati, e in questo momento l'AIRTUM, la nostra associazione, sta compiendo questa azione di messa in opera della registrazione del cancro in Italia, producendo quei dati con le nostre difficoltà, ovviamente anche sulla frammentazione. Più o meno questo è il messaggio che io spero che voi leggiate in modo positivo finalmente. Grazie davvero Diego per questa relazione importante. Lo dico ai colleghi giornalisti presenti in sala, noi avevamo già diffuso da alcuni di voi il comunicato ieri sera e questa notte, stamattina abbiamo modificato inserendo questo dato perché è una tendenza alla stabilità, però significativo che in Italia si registri un calo importante dei nuovi casi in modo assoluto, secondo le stime della Commissione europea. Quindi questo calo viene fondamentalmente legato al calo dell'incidenza del tumore del polmone negli uomini, dovuto alle campagne di sensibilizzazione, alle campagne di prevenzione su cui AIOM è pienamente coinvolta. E a proposito di prevenzione, do con piacere la parola a un'altra cara amica, ormai un abitué dei numeri del cancro, Maria Masocco, delle sue superiori di sanità, che ci parlerà dei fattori di rischio comportamentale in Italia
i dati dai sistemi di sorveglianza passi e passi d'argento. Prego Maria, grazie. Grazie, grazie, sempre, diciamo, sempre molto gradito questo invito a contribuire al volume. Allora, a me quindi il compito di parlare un po', diciamo, degli aspetti legati alla prevenzione primaria e quindi, diciamo, della diffusione dei fattori di rischio comportamentali. Allora, questo è, diciamo, la prima panoramica, se vogliamo, no? Che passi e passi d'argento ci offrono a livello nazionale. Fumo, sedentarietà, eccesso ponderale, frutta e verdura, consumo di alcol, sono tutti indicatori correlati, sono tutti fattori di rischio per appunto tumori anche specifici e comunque in generale collegati e legati al rischio oncologico. Allora, il dato, diciamo, aggiornato ad oggi è una panoramica che forse non cambia rispetto a quello che abbiamo già visto. Abbiamo tra gli adulti un 24% di persone che sono fumatori, il 17% è un ex fumatore, tra gli ultra 65 anni queste quote sono più basse perché ovviamente è più difficile intercettare a età avanzate persone che ancora mantengono questa abitudine, ma aumentano gli ex fumatori. La prevalenza di consumo di alcol riguarda il 18% della popolazione di consumo di alcol a maggior rischio. Sappiamo che l'alcol è definita una sostanza cancerogena per l'uomo nella IARC, quindi non c'è un livello di consumo di alcol che non abbia un rischio. Diciamo che a livello internazionale sono indicate delle soglie al di sopra del quale questo rischio può essere considerato ancora maggiore. Soglie non solo di consumo alcolico ma anche di modalità, quindi il 18% effettivamente supera queste soglie, si può considerare consumatore a maggior rischio o perché è un binge drinker, quindi fa un utilizzo, cioè fa un consumo di alcol occasionale importante, o perché consuma il 10% prevalentemente alcol fuori pasto, questa è un'altra modalità assolutamente nociva per la salute, o perché è un consumatore abituale elevato per il 2%. Questa stessa quota non cambia negli ultra 65 anni. Sedentarietà riguarda quasi un terzo della popolazione, adulta quasi il 40% negli ultra 65 anni. Eccesso ponderale, parliamo di eccesso ponderale misurato attraverso il BMI, ma da dati di peso e altezza riferiti, riguardano quasi la metà delle persone, però soltanto il 43% fondamentalmente e il 10% è obeso. Frutta e verdura, ahimè, siamo sempre molto distanti da quelle che sono le raccomandazioni internazionali che vogliono fondamentalmente, diciamo, raccomandano in una dieta sana e equilibrata il consumo di almeno 5 porzioni. Siamo soltanto al 7% nella popolazione sia, diciamo, adulta e anziana, poco più. Ma questo è solo un dato nazionale. Possiamo dire è positivo, non è positivo, non possiamo dirlo da un dato medio a livello nazionale, abbiamo bisogno in qualche modo di approfondire. Innanzitutto possiamo dire che forse l'attenzione degli operatori, di medici, operatori sanitari, a questi aspetti ancora non è sufficiente. Solo la metà dei fumatori dichiara di aver ricevuto un consiglio di smettere di fumare, solo un terzo della popolazione riceve un consiglio di fare movimento, soltanto il 40%, 43% riceve il consiglio di perdere peso, essendo però in sovrappeso o obeso. L'alcol è quello forse meno attenzionato, solo il 7% delle persone intervistate dichiarano di aver ricevuto il consiglio di bere meno. Questi quindi, come dicevamo, sono dati medi a livello nazionale. Per rispondere se sono positivi o meno abbiamo bisogno di andare in qualche modo a studiare la dimensione, no? la direzione verso cui stiamo andando. E allora qui sono rappresentati gli andamenti nel tempo di fumo, sedentarietà, obesità, di questi insomma 5 fattori di rischio comportamentali declinati anche per genere. Iniziamo appunto con la stratificazione per uomini e donne, classica riga blu per gli uomini e riga rosa per le donne. Allora, quali buone notizie? Poche. Una riduzione insomma, modesta della quota di fumatori che continua nel tempo. Una riduzione che si conferma solo negli ultimi 5 anni nella sedentarietà, che in realtà aveva un andamento diciamo in crescita fino alla pandemia,
invece diciamo si riduce, su una sostanziale stabilità degli andamenti sugli altri fattori, con però un gradiente tra uomini e donne importante, dove appunto gli uomini sono, diciamo, prerogative maschili sono il fumo, l'alcol, lo scarso consumo di frutta e verdura, e anche, se vogliamo, l'eccesso ponderale o l'obesità, anche se le differenze sono minori, mentre diciamo la sedentarietà è invece una prerogativa femminile. Se andiamo a guardare gli stessi andamenti stratificati per età, allora subito viene all'occhio l'esposizione dei più giovani. La riga blu definisce la classe di età 18-34 anni, che è sempre superiore per il fumo, per l'alcol, e è invece diciamo, anche in questo diciamo, esposta a uno scarso consumo di frutta e verdura. Obesità e sedentarietà invece sono, diciamo, come dire, prerogative che crescono con l'età. È sufficiente questo per dire in che direzione, per esplorare sostanzialmente questi fenomeni? Beh, permettetemi di fare una digressione sul fumo. Allora, noi continuiamo a dire e continuiamo a appunto vedere che la quota di fumatori, il fumo in questo caso intendiamo i fumatori di sigaretta, si riduce negli anni, e questo è stato sempre interpretato come un buon segnale. Tuttavia, diciamo, se questo lo inquadriamo nell'aspetto più generale dei consumatori di prodotti a base di tabacco e nicotina, e con tutti i nuovi, diciamo, prodotti di tabacco che sono stati recentemente introdotti, cioè sto parlando delle sigarette elettroniche o dei dispositivi a tabacco riscaldato, questi non sono immessi sul mercato, peraltro, diciamo, come alternative meno dannose del fumo di sigaretta. In verità, diciamo, non sono privi di rischi, come sempre più evidenze che appunto hanno effetti sulla salute orale, respiratoria, cardiovascolare per quanto riguarda l'inalazione degli aromi e dei solventi contenuti. La nicotina è presente nella stragrande maggioranza delle volte diciamo nelle sigarette elettroniche, quindi gli effetti della nicotina, che ovviamente è anche rilasciata nei dispositivi appunto a tabacco riscaldato, e non si può neanche escludere ovviamente il potenziale rischio di cancerogenità di queste cose. Quindi, se mi permettete questo focus e andiamo a vedere lo stesso andamento non solo dei consumatori diciamo di sigarette, ma anche di tutti i consumatori, insomma, di questi prodotti, vediamo quindi che in questa rappresentazione le barre rosse sono i fumatori di sigaretta, ma questo che scendono, esclusivi però di sigaretta, che scendono, mentre la barra verde è il consumo composito di sigarette o dispositivi elettronici e sigarette tradizionali, e la barra blu, diciamo la quota blu, è invece le nuove fette di mercato che questi prodotti diciamo, attirano. Quindi di fatto aumenta il numero complessivo di persone che sono esposti agli effetti nocivi del fumo e di quelli combinati con quelli dei dispositivi elettronici. Questa cosa è particolarmente vera tra le donne, dove vediamo adesso nel 24 che praticamente la quota di donne che fa un uso esclusivo o composito dei prodotti, dei dispositivi elettronici, è praticamente uguale a quella degli uomini. Cioè le donne sono meno fumatrici per la sigaretta classica, ma hanno raggiunto nell'utilizzo di questi dispositivi la stessa quota degli uomini. E la cosa è allarmante tra i più giovani. Questo, diciamo, andamento in realtà cambia completamente la direzione. Quindi, quindi sostanzialmente ci sono più persone tra i giovani e tra i giovanissimi esposti a un rischio combinato di questo. Oggi tra i 18 e i 24 anni il 14% dichiara di fumare esclusivamente sigarette tradizionali, il 9% fuma sia le sigarette tradizionali e utilizza anche i dispositivi elettronici, l'8% utilizza soltanto dispositivi elettronici. Quindi, come dire, una politica che in questo senso va sicuramente rivista sull'immissione di questi nuovi prodotti. Torniamo a noi, quindi andiamo a guardare un altro importante, diciamo, elemento e chiave di lettura, è quello delle differenze sociali. Torniamo a guardare gli andamenti stratificati per determinanti sociali, in questo caso
utilizziamo le difficoltà economiche riferite. La linea rossa, appunto, relativa alle prevalenze tra le persone che dichiarano di avere molte difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, è sempre sostanzialmente più alta di tutte le altre, ad eccezione diciamo dell'alcol, che è una prerogativa delle classi diciamo invece più svantaggiate, se non diciamo per l'abituale elevato. Quindi non solo diciamo, conferma quello che già sappiamo, ma dà una dimensione anche di quello che è il gradiente sociale. Questo gradiente sociale è ampio, si mantiene nel tempo, anzi aumenta, come lo vediamo con il fumo, lo vediamo nella sedentarietà, lo vediamo forse anche nell'obesità. Aumenta il gradiente sociale e di fatto diciamo, la prevalenza in questi gruppi non si riduce. Se andiamo a guardare le differenze regionali, di nuovo, qui diciamo, sono rappresentate con una cartina che distingue le regioni che hanno valori di prevalenza inferiori al dato medio nazionale statisticamente significative, e in verde insomma come dire, una rappresentazione a semaforo sostanzialmente, dove in verde le regioni sono quelle che hanno valori diciamo, migliori del dato medio nazionale. Ebbene, diciamo, ad eccezione dell'alcol, tra le regioni in rosso troviamo sicuramente la gran parte delle regioni meridionali. È vero, è chiaro, per sedentarietà, accesso ponderale, lo è anche per il consumo di frutta e verdura, lo è anche per fumo se andassimo ad esempio a stratificare per uomini. Ma queste differenze regionali sono solo differenze regionali e ci aiutano a diciamo, rendere più esaustivo il confronto? Forse no, in realtà sono disuguaglianze, rappresentano delle vere e proprie disuguaglianze. Questo è un estratto di un capitolo sempre presente nel nostro volume, scritto in collaborazione con altri colleghi dell'istituto, che parla della migrazione sanitaria interregionale per intervento chirurgico del tumore della mammella. Ebbene, in un'analisi di correlazione è fortissima e negativa la correlazione che c'è tra la copertura degli schemi mammografici letti da PASSI e l'indice di fuga per intervento chirurgico, ovvero la proporzione di persone che diciamo, subisce un intervento chirurgico fuori dalla propria regione. È chiaro che vedete come nella rappresentazione grafica non si vedono forse i numeri, ma in basso a destra si concentrano le regioni con alte coperture dello screening ma bassi indici di fuga. Segno appunto che c'è un buon funzionamento del sistema regionale che è in grado non solo di fare diagnosi precoce ma anche di prendere in carico il paziente. Non è così per diverse regioni meridionali, troviamo la Calabria, il Molise, la Basilicata, dove sono più basse le coperture dello screening ma c'è anche un alto indice di fuga, quindi probabilmente diagnosi non troppo tempestive, diagnosi tardive che richiedono anche come dire, inducono a migrare. Quindi le differenze di fatto territoriali rappresentano delle disuguaglianze e si traducono e aumentano, diciamo, inaspriscono le disuguaglianze. In conclusione, che possiamo dire? Nessun reale miglioramento sulla diffusione dei rischi comportamentali, ad eccezione di questa modesta e recente riduzione nella sedentarietà, e sul fumo non mancano campanelli d'allarme per quanto dicevamo all'inizio. Le differenze di genere si mantengono e le donne stanno riducendo il loro storico vantaggio sul fumo, per esempio, cioè relativamente al fumo e all'alcol. Le differenze per età vedono i più giovani più esposti a fumo e alcol. Certamente la chiave di lettura in termini di determinanti sociali è importante, perché le persone socialmente più vulnerabili sono anche le persone che sono più esposte ai fattori di rischio comportamentali. Lo svantaggio sociale si accompagna anche a una minore partecipazione agli screening, questo lo vediamo sempre dai dati PASSI presentati in altri volumi, e questo si accompagna anche alla differenza territoriale che di fatto inasprisce il gradiente sociale, per cui possiamo dire che ancora oggi sul territorio nazionale non è ancora garantita equità di accesso a diagnosi. Vi lascio con, diciamo, ringraziando tutto ovviamente il gruppo e il coordinamento, soprattutto la rete, e con i QR code dei nostri siti. Grazie. Grazie Maria.
Beh, vi avevo promesso all'inizio che gli spunti sarebbero stati tanti da queste relazioni, solo su questa potremmo stare ore a discutere le implicazioni. Io faccio soltanto due veloci riflessioni. La prima è che non ci dimentichiamo che da questi numeri e dai miglioramenti che potremmo avere in questi numeri potrebbe dipendere una riduzione dell'incidenza fino al 30-40% dei tumori che discutiamo oggi nei prossimi anni, nelle edizioni future di questo appuntamento. Quindi capite quanto è fondamentale impegnarsi nella prevenzione, e su questo, diciamo, tutte AIOM e tutte le associazioni che contribuiscono a questo sforzo chiaramente lo hanno capito, e cerchiamo di fare la nostra parte. L'altro aspetto, fa piacere che Maria abbia sottolineato, tra i parametri che vengono indagati nell'indagine di Passi e Passi d'Argento, quanto gli operatori sanitari abbiano dato consigli alle persone su migliorare alcuni fattori di rischio, alcuni stili di vita. Sono numeri largamente deludenti, bisogna che lavoriamo su questo, ognuno deve fare la propria parte, e noi come associazione scientifica cerchiamo di farla. È per questo che AIOM si impegna tanto anche sui temi della prevenzione, che indirettamente poi influenzano quello che viene a valle, le diagnosi, le terapie e la sostenibilità del sistema. Questo è davvero importante, il tema della campagna di prevenzione primaria, su cui siamo davvero molto, molto impegnati, a parte il fumo, il tema dell'obesità, della lotta alla sedentarietà, ne abbiamo parlato anche al nostro recentissimo congresso. Prevenzione che si accompagna a diagnosi precoce. Ovviamente l'Osservatorio Nazionale Screening è grande parte di queste edizioni 2025 del Numeri del Cancro, per cui invito senz'altro Priscilla Sassoli De Bianchi per parlarci degli screening oncologici e l'andamento. Prego Priscilla. Però userò anche io questo. Io sono Priscilla Sassoli De Bianchi, sono la coordinatrice regionale dei programmi di screening oncologici dell'Emilia Romagna assieme a Deborah Canuti, però sono oggi qui a nome dell'Osservatorio Nazionale Screening, sostituisco la dottoressa Paolo Mantellini che non riusciva a venire. Grazie per le diapo. Allora, vediamo quindi gli screening oncologici. Di cosa parliamo degli screening oncologici oggi? Parliamo dei dati riferiti in particolare agli inviti del 2024 con le adesioni fino ad aprile 2025, poi vedremo qualche trend temporale dei dati dal 2020 al 2024 di due indicatori fondamentali. Il primo corrisponde alla risposta a questa domanda. I programmi di screening stanno invitando regolarmente la popolazione target? Lo vediamo con l'estensione degli inviti, che è la proporzione di persone invitate sulle persone da invitare nel periodo considerato, per esempio il 2024. L'altro indicatore risponde a questa domanda. Qual è la proporzione di popolazione target che ha effettuato lo screening? Lo chiamiamo copertura da esami ed è la proporzione delle persone che hanno aderito allo screening rispetto alla popolazione target, sempre al netto dell'esclusione prima dell'invito, nel periodo considerato. Questa non è l'adesione all'invito, non è calcolata sulle persone invitate, ma sulle persone target. Quindi se le persone non vengono invitate, è chiaro che difficilmente risponderanno allo screening. Andiamo a vedere allora i risultati di questi due indicatori nel 2024. Qua mi sposto un attimo perché volevo far vedere qualcosa che però non funziona il pointer. Funzionava prima. Prima funzionava, allora deve funzionare anche adesso. Forse non trovo il pulsante giusto. Vediamo se c'è un tecnico. Perché ecco. Forse sullo schermo non va. Ah, vabbè, niente. Allora, provo con questo, poi se no rinuncio. Allora. Forse questo. No, va benissimo lo stesso. Allora, mi rimetto qua, visto che comunque qui vedete che ci sono i dati di questi due indicatori, dello screening mammografico e dello screening cervicale. Cosa voglio mettere in evidenza? Estensione degli inviti. Invitano regolarmente la popolazione. Nel 2024 la risposta è sì, in tutte le macro aree. L'unica eccezione è il sud e isole per lo screening mammografico, che vedete a un 88%. Si è avvicinato, non è ancora ottimale qui la copertura degli inviti, però per il resto bene. L'altra cosa, copertura degli esami. Come andiamo qui? Voglio fare notare che nei due screening, mammella sopra e cervice uterina,
sono praticamente sovrapponibili le coperture di esami, con un andamento però di maggiore copertura al nord, 62%, vedete in tutti e due gli screening, alla colonna destra, 51% nell'area a centro e meno 34 e 37% nel sud. La media nazionale è di circa metà della popolazione coperta dallo screening. E vediamo cosa succede nel screening del colon retto. Qui bene, anche al nord del centro gli inviti sono regolari e completi, un po' meno, ma vedremo il miglioramento al sud delle isole con l'85. Quello che è clamorosamente più bassa è la copertura degli esami in questo screening, perché vedete nella colonna a destra non raggiunge il 50% in nessuna delle 3 macro aree e ha sempre questo gradiente nord-sud. Questo evidenzia un grafico che evidenzia quello che vi ho appena fatto vedere, ho cerchiato appunto le 3, vedete i 3 colori sono le 3 macro aree, dove appunto i valori sono veramente simili per lo schema mammografico e della cervice, non vanno male, non altrettanto bene lo screening del colon retto. Adesso vediamo invece un momento il trend 2020-2024, però vi dico subito che mi soffermo poco sul 2020-2021 perché sono influenzati dalla pandemia, quindi vediamo soprattutto gli ultimi anni. Qua quello che voglio mettere in evidenza è la colonnina verde sud e isole, perché è l'unica in cui c'è un trend diverso. Un miglioramento, vedete che cresce nella copertura da invito, cioè via via sempre più invitata negli anni le persone che devono essere invitate. Andava già bene nelle altre 2 aree. Copertura da esami. Qui, grazie al miglioramento degli inviti, la colonnina verde del sud e isole ha un trend che migliora. Stabile invece la copertura da esami dello schema mammografico al nord e al centro. Screening della cervice, qui andiamo bene già dagli ultimi 3 anni con gli inviti, probabilmente grazie anche al fatto che lo screening con HPV è ogni 5 anni, quindi questo un po' favorisce. Bene anche il sud già negli ultimi anni. Qua vediamo una importante differenza, qui c'è un trend in aumento per tutte le macro aree della copertura da esami, quindi un miglioramento per lo screening della cervice in tutte le macro aree. E anche qui secondo me c'è anche un po' più, può aver aiutato un po' la maggior consapevolezza delle donne che, anche se il prelievo è lo stesso rispetto al pap test, comincia a passare l'informazione che allo screening stanno andando a fare un test diverso, che è anche più sensibile ed efficace del pap test, cioè della citologia. Screening colorettale, qui abbiamo bene, nord, abbiamo già detto nord e centro bene, in avvicinamento la copertura ottimale anche per il sud e isole, speriamo per il prossimo anno di avere un 100% anche lì. Copertura da esami, qui abbiamo un problema perché non solo è tendenzialmente bassa, ma vedete che non c'è neppure un trend in crescita. È bassa ed è stabilmente bassa. Un piccolo miglioramento c'è invece al sud grazie soprattutto alla maggior copertura di inviti. Ora sicuramente il percorso di screening è un percorso complesso, non si limita certo all'invio degli inviti e ad offrire il test di primo livello, ma accompagna le persone in tutte le fasi del percorso, quindi il programma di screening non deve solo inviare gli inviti, i solleciti, predisporre gli appuntamenti per i test di screening, ma anche per gli esami di approfondimento e molti programmi si occupano anche della sorveglianza attiva dopo la rimozione delle lesioni pretumorali. Poi c'è tutta la gestione del front office, la comunicazione con i cittadini, l'invio degli esiti, i richiami per gli approfondimenti. Gli screening devono garantire la qualità in ogni fase del percorso, perché questo è il metodo migliore per ridurre quelli che possono essere i danni e i benefici che lo screening può fare. Ovviamente ogni programma deve interfacciarsi con la regione, con i servizi, che sono tanti, no? Immaginate i consultori, la senologia, l'endoscopia, i laboratori, e deve avere una rete, un sistema informativo per la raccolta dati e per diffondere i risultati come stiamo facendo ora, ma sul sito dell'osservatorio ci sono molti altri indicatori oltre a quelli che vediamo oggi. E dopo che un programma si è tutto ben organizzato ed è reso efficiente in tutte le fasi, gli screening cambiano, perché gli screening non restano immutati nel tempo. Facciamo un esempio, vedete come si è evoluto al passo con le innovazioni tecnologiche e le nuove evidenze scientifiche lo screening della cervice uterina.
Per esempio l'HPV test in realtà è stato già introdotto dal 2008, ma come test di triage per la citologia Aspus. Ricordo che nel 2008 c'è stata l'avvio della vaccinazione gratuita e attiva contro HPV per le ragazze nel 12° anno di vita. Un'importante pubblicazione nel 2012 di quel report che vedete raffigurato ha fatto sì, ha diciamo reso evidente come l'HPV test effettuato ogni 5 anni trovava più lesioni precancerose e le trovava prima rispetto alla citologia ogni 3 anni, e quindi è stato via via introdotto e ci è voluto del tempo. Alcune regioni stanno ancora implementando questo passaggio dalla citologia triennale all'HPV test quinquennale per le donne dai 30 ai 35 anni ai 64 anni. L'efficacia del vaccino ha fatto sì che negli screening si potesse posticipare il primo invito allo screening della cervice uterina per le ragazze di 25 anni, spostandola a 30 anni, perché se vaccinate avevano effettivamente un rischio molto ridotto di sviluppare tumore della cervice uterina. E quindi diciamo questa è una prima stratificazione del rischio che è stata introdotta negli screening. Un'altra cosa importante, nel corso del tempo diverse regioni hanno ampliato lo screening alle fasce che vedete lì. Questo soprattutto le regioni non in piano di rientro, perché queste fasce non sono comprese nei livelli essenziali di assistenza degli screening. Grazie però alla rinnovato raccomandazione del Consiglio europeo del 2022 e come troviamo anche nel piano oncologico nazionale che suggerisce di estendere gli screening, di effettuare gli screening in queste fasce, comunque diciamo che anche la legge di bilancio sembra destinare, se verrà confermato, un finanziamento proprio per l'ampliamento delle fasce di screening. Al momento, come siamo messi nel 2024, comunque circa la metà delle 70-74 anni sono già invitate allo screening mammografico, meno nelle altre due fasce, un 34 e un 35%. Gli screening possono essere paragonabili a quella che è una manutenzione preventiva, per esempio di un ponte, dove regolari controlli permettono di trovare magari quelle microspessurazioni o altre alterazioni che, se non riparate subito, potrebbero nel tempo evolvere verso dei danni strutturali che poi richiedono interventi più complessi. Allora, gli screening fanno una specie di manutenzione continua e manutenzione preventiva silenziosa, che però quando succede, come purtroppo è successo in pandemia, che sono stati interrotti, fanno emergere la loro potenzialità nel tenere basse le diagnosi tardive dei tumori. Un piccolo focus su questo, sulla macroarea sud e isole. Abbiamo visto che l'estensione degli inviti è migliorata nel tempo, qui la evidenzio, queste sono le tre colonne rappresentano i 3 screening. Diciamo quasi, ho scritto una rimonta perché ha quasi raggiunto il 100%, nella copertura di esami ancora insufficiente al sud, però abbiamo visto con miglioramenti. Una piccola sintesi di quello che abbiamo detto finora, poi ho le ultime 2 slide. Estensione degli inviti, abbiamo detto sostanzialmente bene, andiamo bene nel 2024, ancora da diciamo, arrivare ai valori ottimali per la macroarea sud e isole, per colon retto e mammella. Copertura degli esami, l'indicatore fondamentale, insufficiente quella del colon retto in tutte le macroaree, con forte gradiente nord-centro-sud. Il gradiente nord-centro-sud purtroppo persiste anche nei dati del 2024, però abbiamo visto con qualche miglioramento al sud. Per quanto riguarda invece il trend della copertura di esami, se vi ricordate abbiamo visto miglioramento nella copertura dello screening della cervice uterina, stabili le altre 2 con un po' invece di miglioramento al sud. Faccio vedere questa velocissima, è il numero del cancro in Italia 2024, guardate quel 49%, sono i 50-69 anni che hanno riferito di non aver mai eseguito un test di screening per il tumore del colon retto, e questo è qualcosa su cui bisogna veramente lavorare. Quindi 2 sono i take home message. Uno riguarda l'area sud e isole, dove deve essere completato il ritmo regolare degli inviti e poi mantenuto ovviamente, e proseguire con il miglioramento della copertura curando la parte organizzativa e di comunicazione degli screening. L'altro punto fondamentale è, veramente questa è una call to action,
promuovere un'azione coordinata tra le istituzioni sanitarie, delle regioni, del Ministero, le associazioni e i media tradizionali digitali per informare e sensibilizzare la popolazione sullo screening del colon retto. Non si può rinunciare a un beneficio di salute oggettivo e dimostrato per i cittadini in termini sia di riduzione dell'incidenza che della mortalità tramite la diagnosi precoce. Quindi più salute per i cittadini e meno costi per il servizio sanitario. Grazie. Grazie davvero Priscilla per questa relazione che dimostra un quadro importante e interessante. Il tema della culturation è davvero rilevante. Andiamo avanti, che sono con le altre relazioni, che sono poi i capitoli contenuti nel volume. Diamo ora la parola a un'altra amica, Raffaella Bucciardini, ci parlerà del modello europeo per la prevenzione dell'HPV. Prego Raffaella. A tutti e grazie veramente per l'invito. Allora, parlerò un po' di quello che stiamo facendo in istituto sui progetti europei, Certo. ok? Però prima di tutto volevo farvi vedere una cosa, appunto abbiamo parlato anche adesso dei tumori HPV correlati e qui ci sono qualche statistica aggiornata che ci fa vedere quanto questo virus in realtà è una delle malattie veramente più trasmesse sessualmente nel mondo e colpisce sia uomini che donne. Questo è un dato che per me è molto importante perché molto spesso si pensa che colpisca soltanto le donne e invece non è così. Come vedete abbiamo circa il 97% che è correlato al tumore della cervice, 88% tumori anali, 70% tumori vaccinali, 50% del pene, 43% vulvorali e 26-30% tumore testa-collo che in realtà stanno purtroppo molto anche in aumento. Allora, cosa si fa a livello globale? Allora, innanzitutto, come credo sappiate, nel 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito l'avvio di una strategia globale per la riduzione del cancro alla cervice, il famoso 90-70-90%, quindi il 90% delle ragazze vaccinate con ciclo completo entro i 15 anni di età, il 70% delle donne sottoposte a screening e un cancro cervicale utilizzando un test di alta performance e il 90% delle donne identificate con malattie cervicali trattate o con accesso ad un adeguato follow-up. Ma nello stesso momento c'è anche nel 2021 parte Europe's Basic Cancer Plan, tra cui tra le priorità di questo piano c'è proprio l'eliminazione del cancro della cervice che rientra tra le principali iniziative. E in contemporaneamente però l'Unione Europea si sta muovendo moltissimo con questo, con il famoso anche Conquer Cancer Mission Possible, che riguarda proprio cercare di salvare più di 3 milioni di vite entro il 2030 con tutta una serie di aree strategiche. Allora, come sapete, abbiamo due armi importantissime per cercare di contrastare questo virus. La nostra prevenzione primaria, che in Italia è disponibile dal 2006, e la prevenzione secondaria. Ora, entro un attimino un pochino in quelle che sono appunto le attività internazionali che riguardano ovviamente da vicino anche il nostro paese. Una joint action importantissima che è finita ad agosto si chiama PERSH, Partnership to Contrast HPV, e il contributo maggiore di questo progetto europeo è quello di quello di sostenere i Paesi membri nell'estendere la vaccinazione anti-HPV. È stato finanziato al programma europeo EU for Health 2021-2027, l'abbiamo coordinato noi come Istituto Superiore di Sanità e come vedete nella cartina hanno partecipato 18 Paesi europei. Sono state prese in considerazione diverse aree di intervento, dalla vaccinazione alla strategia di comunicazione, alla formazione degli operatori sanitari, all'equità dell'accesso. Ora io vi farò vedere qualche risultato, ma se siete interessati abbiamo un sito dove sono presenti tutti i vari deliverables e milestones di questa joint action. Ma il messaggio chiave è che comunque ogni volta che si partecipa a questi progetti europei, e noi abbiamo la fortuna di farlo, è che insieme comunque fa la differenza, perché c'è comunque la possibilità di condividere best practice, strumenti, idee e sicuramente la partecipazione in questi paesi è molto importante anche a livello locale e quindi in questo caso a livello italiano. Un'altra cosa a cui ci tengo moltissimo è che questi lavori non si fanno da soli, nel senso noi siamo molto spesso la competent authority, quindi l'istituto coordina
i vari entità italiane, però comunque il lavoro si fa insieme a tutti gli altri. Come vedete in questa joint action hanno partecipato tantissime realtà italiane con grandissima expertise in questo campo. Cosa abbiamo fatto? In breve, è stata fatta un'analisi sui programmi nazionali di vaccinazione, quindi automaticamente sono stati supportati i paesi nello sviluppo di strategie nazionali di comunicazione sull'HPV, sono stati identificati i principali barriere di fattorizzazione, sono stati formati tantissimi operatori sanitari, oltre 21.000, e abbiamo anche lanciato delle campagne pilota. Ora, qualche dato importante riguardo alla vaccinazione HPV. La vaccinazione è presente, ma è diseguale non solo nel territorio italiano, che poi lo vedremo anche dopo, ma anche per quanto riguarda l'Europa. Ora, in tutti i paesi dell'Unione Europea in realtà esiste il programma nazionale di immunizzazione, ma non tutti i paesi che stanno fuori dall'Unione Europea. La Russia e l'Ucraina, per esempio, non ce l'hanno. Tutti gli Stati membri hanno la vaccinazione gender neutral, quindi maschio e femmina, e solo 3 Stati membri utilizzano lo schema a dose singolo. Ora, un altro punto importantissimo, non mi soffermo qui, ma sarà oggetto anche di un prossimo studio che ora poi vi faccio vedere, è quanto è importante arrivare a un registro di popolazione. È fondamentale cercare di collegare i dati di prevenzione primaria e secondaria con gli outcome di morbosità e mortalità. Questo ormai c'è un'evidenza veramente molto molto forte su questo, perché ci permetterebbe veramente di andare a capire effettivamente come la vaccinazione funziona e impatta ed andare a lavorare su target specifici di popolazione e quindi ridurre veramente le diseguaglianze. Ora, tutto questo lavoro ci ha permesso anche appunto di andare a capire in Italia effettivamente come siamo messi. Come sapete, tutti i centri vaccinali dispongono del vaccino monovalente che è molto efficace. La vaccinazione costituisce un LEA, quindi è gratuito fino ai 26 anni di età. Inoltre l'Italia è andata anche oltre, mentre l'OMS dice che dobbiamo raggiungere il 90% entro il 2030, il nostro piano nazionale di prevenzione vaccinale ci dice di raggiungere addirittura il 95%. Ma come siamo messi? Allora, come sapete, l'eleggibilità per quanto riguarda l'HPV riguarda gli 11 anni di età. Questa è la Corte del 2012 e nessuna delle regioni ha raggiunto questo target, ma il dato per me, stavamo riflettendo prima anche con Mirella, è la forte eterogeneità a livello italiano, perché comunque ci sono le regioni che stanno veramente molto molto basse rispetto ad altre che sono magari più virtuose. E la stessa cosa anche per le corti che vengono, quelli di 12 e 13 anni, che generalmente lì le coperture sono lievemente più alte, però in ogni caso stiamo sempre molto sotto rispetto a quello che è il target. Per gli uomini, come potete immaginare, la situazione è ancora purtroppo un peggiore, perché le coperture sono ancora più basse. E questo appunto per darvi un'idea di quello che è la situazione italiana. Ora, un aspetto fondamentale che è stato fatto in PERSH, al di là di andare a vedere appunto la situazione di come le coperture vaccinali, in che modo i vari paesi le raggiungono, quello che si è capito è quanto è importante la comunicazione con i giovani. È importantissimo e rispetto a questo l'Italia ha moltissimo investito. Noi abbiamo fatto abbiamo messo su una rete di scuole che ci hanno aiutato e insieme ai professori, anche ai genitori e ai ragazzi abbiamo deciso insieme che probabilmente la comunicazione è ancora molto carente in Italia e insieme ai ragazzi si è deciso di fare un brano rap. Questo brano si chiama Proteggi il domani, è stato lanciato dalla Commissione europea anche da noi e insomma siamo molto, molto contenti anche perché questo è stato fatto proprio un lavoro sinergico e collaborativo tra tante entità, tanti stakeholder e per noi è veramente un grandissimo successo. E poi è stato anche premiato dalla Società Italiana di Pediatria e qui sono alcuni ragazzi che hanno fatto questo brano. Un altro risultato importante è stato questo corso FAD. Questo corso che è stato gestito dall'istituto è una piattaforma che fornisce gratuitamente questi corsi
è stata fatta anche in questo caso con l'aiuto di tutti i nostri colleghi italiani. Abbiamo coperto 5 diverse tipologie ed è stato effettivamente anche un grandissimo successo, perché comunque l'hanno usufruito tantissimi operatori sanitari. Un'altra cosa molto molto importante è la campagna vaccinale nelle scuole. Ora, anche qui, partendo da quello che succede in Europa, si è visto che molti paesi dove effettivamente il vaccino viene dato anche nelle scuole, la copertura è altissima. Allora abbiamo voluto fare 2 azioni pilota, un'azione pilota sconvolgendo 2 regioni anche in Italia. E queste regioni sono state la Puglia e la Calabria, e che su base volontaria, collaborando tra i dipartimenti di prevenzione con alcune scuole, hanno appunto somministrato il vaccino direttamente nelle scuole. Questi qui sono alcuni risultati e, come potete vedere, la copertura fatta nelle scuole sia per la prima dose che per ciclo completo è veramente molto più alta. Questa qui è stata fatta nella scuola della provincia di Taranto e ha incluso 29 scuole. Ora, mentre noi stavamo lavorando su PERSH, su questa joint action, siamo entrati in contatto con la Commissione europea, facendogli notare che effettivamente avevamo bisogno di più tempo per portare avanti alcuni risultati e soprattutto per la sostenibilità di quello che stavamo trovando. E quindi in contemporanea, subito dopo, è partita un altro progetto europeo, è partito adesso ai primi di novembre, si chiama SHIELD, e a differenza di PERSH, SHIELD riguarda anche altri tipi di infezione, quindi non solo l'HPV, ma anche l'HBV, l'HCV e l'HIV. Coinvolge 24 paesi, anche questo è finanziato dall'EU4Health Program, e l'istituto coordina proprio il work package che riguarda l'HPV e anche l'HPV in questo caso. Quindi in questo caso quello che noi andiamo a fare è cercare di utilizzare tutto quello che noi abbiamo imparato in PERSH e cercare di portarlo e di renderlo sostenibile in questa nuova joint action. Anche qui, come vedete, sono tantissimi i vari colleghi italiani e le varie entità che comunque collaborano a questo progetto. Ora, quali sono le sfide? Ci sono diverse sfide molto importanti che dobbiamo comunque cercare di colmare, e soprattutto questi progetti ci aiutano anche a fare questo. Allora, innanzitutto, alcuni professionisti non si sentono preparati a rispondere a domande relative ai vaccini, è per questo che noi abbiamo fatto questo corso molto importante agli operatori sanitari. Anche l'informazione non adeguata, genitori e adolescenti sono ancora esposti a delle informazioni che vengono da online e quindi molte volte, se non hanno la capacità critica, non riescono a capire se l'informazione è giusta o no. L'accesso e comunicazione restano diseguali tra le regioni e molti paesi, e questo è un altro punto che noi sarà una delle nostre battaglie di questo nuovo progetto, è quello di cercare di spingere a fare in modo di collegare i dati tra vaccinazione, screening e cancro. Questo per noi è veramente un punto su cui sarà la nostra prossima battaglia. Ora vado alla fine, però mi piacerebbe condividere con voi e magari chiedervi anche se volete essere tra i firmatari, perché da questi progetti sta nascendo un manifesto. Questo manifesto, la nostra visione è questa, la possiamo anche leggere insieme. Crediamo in un futuro libero da tumori correlati all'HPV, un futuro in cui prevenzione, conoscenza e fiducia rendano possibile eliminare il tumore della cervice uterina come problema di sanità pubblica, ridurre le diseguaglianze e rafforzare la salute delle comunità in Europa e nel mondo. I nostri valori sono questi: la sanità pubblica come bene comune, evidenze scientifiche e trasparenza, dialogo e ascolto, collaborazione europea e inclusione. Tutti questi valori sono praticamente dettagliati in diversi punti per la salute e la prevenzione, per la comunità, per la ricerca e l'innovazione, per la governance e la sostenibilità. Questo è un manifesto che lo stiamo condividendo a livello europeo, ma io ci terrei a questo punto farlo nostro anche a livello italiano. Quindi se volete poi magari ve lo condivido, perché appunto stiamo iniziando questa raccolta di consensi. Finisco, un evento importantissimo in istituto il 14 gennaio,
Il titolo è Promuovere la salute, educare alla prevenzione, il ruolo condiviso contro l'HPV. Per noi questo titolo è importantissimo perché mette insieme due concetti, la prevenzione e l'educazione. Quindi quello che vorremmo provare a fare e stiamo cercando di fare, ma vorremmo proporre una riflessione ancora più accurata in questo convegno, è cercare di mettere insieme i due nostri ministeri, istruzione e sanità. Perché noi crediamo che insieme debbano lavorare e soprattutto crediamo che la scuola debba diventare il punto di riferimento per la formazione, l'informazione e per la prevenzione sicuramente. È ovvio che una delle nostre cose è quello che vorremmo portare il vaccino nelle scuole, però questo è su base volontaria, dipende anche dalle regioni. Ma sicuramente che la scuola dovrebbe essere il centro primario, secondo noi è veramente fondamentale. Grazie veramente. Grazie mille. Ritorna, diciamo, il tema della importante associazione fra la prevenzione e l'educazione, come dicevo prima. Quindi grazie, aspettiamo questo manifesto per poterlo condividere. Grazie davvero, proseguiamo, siamo leggermente in ritardo ma neanche molto. Diamo ora la parola a un'altra amica, Gemma Gatta, del direttore, che è membro del direttivo nazionale AIRTUM, che ci parlerà dei tumori rari, un capitolo importante all'interno di questo volume 2025. Gemma. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. È la prima volta che partecipo a un'iniziativa, anche se conosco bene questo volume che da tantissimi anni viene preparato in modo molto accurato e includendo soprattutto un'importante informazione che è quella dell'epidemiologia descrittiva del cancro, su cui dobbiamo basare l'impatto nella popolazione e soprattutto la necessità di trattamento e cura e diagnosi. Benissimo, allora, un po' se andiamo avanti. Ecco, questa è la mia presentazione. I tumori rari che forse vengono affrontati per la prima volta nell'ambito di questa pubblicazione. Allora, io sono stata invitata a parlare di questo perché mi sono occupata da tantissimi anni di tumori rari da un punto di vista della descrizione epidemiologica. Quando ci siamo chiesti come studiare l'impatto in termini di incidenza, di sopravvivenza, ci siamo detti, beh, però dobbiamo dare una definizione di tumore raro, perché altrimenti non sappiamo che cosa dobbiamo contare. Quello che succedeva in passato e succede ancora adesso è che vengono date questi indicatori di numero di nuove diagnosi che vengono fatte in una popolazione, quanto sopravvive un paziente che si ammala in un periodo definito, in un'area definita, si basava sempre tutto sulla base della definizione della sede del tumore, quindi i tumori del polmone, i tumori della mammella, i tumori della prostata. Però per quanto riguarda i tumori rari, e se volevamo avere soprattutto un approccio dal punto di vista clinico, dovevamo andare a studiare, ad associare la sede con la morfologia, con l'istotipo. E queste entità che sono state definite sulla base di un consenso internazionale che coinvolgeva la faculty della ESMO e che era costituita da non solo collegi medici, chirurghi, epidemiologi, genetisti e rappresentanti della popolazione di pazienti, venne preparata sulla base di loro indicazioni, cioè ogni entità doveva avere una dignità clinica, cioè doveva rappresentare un problema che non si riusciva ad affrontare da un punto di vista diagnostico, da un punto di vista terapeutico, da un punto di vista della ricerca, dei trial e così via. E allora ci siamo posti questo problema, quindi dobbiamo dare una definizione. Sono malattie rare i tumori rari? Rientrano nella definizione di malattia rara? Purtroppo no. Perché hanno una caratteristica particolare, quelle di avere, cioè non sono una malattia cronica come la maggior parte delle malattie rare, ma sono una malattia più che altro subacuta. Hanno bisogno di una buona diagnosi che si fa una volta, hanno bisogno di un trattamento che per lo più principale si fa una volta e quindi hanno più a che fare con un indicatore che è l'incidenza, cioè il numero di nuove diagnosi che vengono effettuate in una popolazione precisa. Allora, quindi decidiamo di utilizzare questo indicatore, d'accordo con questo gruppo di consenso, e con questo indicatore abbiamo misurato
l'incidenza di tutta la lista di tumori che avevamo messo a punto sulla base del suggerimento sostanzialmente clinico, che era completamente diverso da quello epidemiologico, che si basa soprattutto sull'importanza del fattore di rischio. Invece in questo caso abbiamo veramente considerato la difficoltà nell'affrontare un paziente con un tumore raro. Quindi abbiamo preso in osservazione tutta la lista e a quel punto dovevamo decidere una soglia. Quindi, ma un'incidenza che va, cioè teniamo presente tutti quei tumori che hanno un'incidenza che è al di sotto, al di sopra di un valore, e quindi sostanzialmente sono passati in rassegna tutti e ci siamo fermati ai sarcomi. Quindi un'incidenza che doveva essere al di sotto di 6 casi per 100.000 all'anno. E questa è una definizione che abbiamo introdotto con questo progetto, ma che poi è stata seguita da tutti i paesi ricchi del mondo, sostanzialmente dagli Stati Uniti all'Australia, al Canada, al Giappone e così via. E persino nel programma SIR statunitense esiste questa legge, esiste la possibilità di misurare incidenza, sopravvivenza e prevalenza di questi tumori. Quindi se uno volesse capire di più di questo, può analizzarli e fare delle analisi online. E quindi a quel punto, conoscendo l'incidenza, siamo stati in grado di misurare la sopravvivenza di questi tumori e anche la prevalenza. E questo è stato la grande risposta che abbiamo dato con il primo progetto europeo. Vediamo se... Ecco, allora però, dov'è che andiamo a contare? Cioè, su che database ci basiamo? E perché è nata questa idea di affrontare il discorso dei tumori rari? Perché noi lavoravamo da diversi anni su un progetto che era il progetto Eurocare, che raccoglie e centralizza i dati di diversi registri tumori europei. Conta una banca dati di 26 milioni di casi, cioè è veramente una banca dati enorme. E sulla base di questa banca dati noi periodicamente pubblichiamo le sopravvivenze per cancro nei diversi paesi e anche i trend. Quindi questo database ci dava la possibilità di misurare su una banca, cioè di fornire degli indicatori molto solidi e quindi di dare una risposta per l'Europa. Questo era. Quindi tutto questo si basava sulla popolazione europea. Ovviamente quello che poi ne è uscito, questi sono i 3 articoli principali che danno una stima della situazione europea. Il primo articolo era ancora precedente ai progetti finanziati dalla Comunità Europea e che davano delle stime un pochino diverse perché si basavano su soglie diverse, ma era tanto per affrontare il discorso. Benissimo, di nuovo quello che veniva riassunto da questo primo progetto era, allora, se si contavano 2.500.000 casi in Europa, 1 su 5 di questi rappresentava una nuova diagnosi di cancro raro. Quindi un'incidenza, abbiamo misurato la prevalenza, sapevamo quanti pazienti avevano sofferto di un tumore, erano guariti oppure erano in corso per la loro terapia ed infine ci siamo accorti che la sopravvivenza per tutti i tumori rari da 1 a 5 anni era più bassa rispetto a quella di tumori frequenti. Quindi un problema che decisamente andava affrontato e che tutto sommato, siccome rari, mancavano di un'informazione, effettivamente era la prima volta che la si dava, c'era un problema di avere una diagnosi precisa e spesso non venivano diagnosticati correttamente, c'era bisogno di una second opinion, una mancanza di conoscenza scientifica e di un'appropriata conoscenza soprattutto sul trattamento di questi tumori. Ci eravamo resi conto che la maggior parte delle entità rare avevano un'incidenza veramente bassa, quindi avevano un numero di casi molto basso, questo sempre basato su una popolazione europea, però questo ci vuol dire che la ricerca scientifica, i trial, devono assolutamente in questi casi adottare una metodologia completamente diversa, cioè non possono, quello che veniva suggerito era il metodo bayesiano e così via. Ecco, che la sopravvivenza è più bassa e se guardiamo nelle classi di età è più bassa per i pazienti più anziani rispetto a il blu
è rappresentato dai tumori frequenti e il rosso dai tumori rari. E che la sopravvivenza è soprattutto molto più bassa a 5 anni, la differenza tra comuni. E questo vuol dire che non è soltanto la diagnosi che impatta sul primo anno di sopravvivenza, ma è anche il trattamento, cosa che si vede a 5 anni. Quindi, dopo questi progetti, segue la Joint Action sui tumori rari, che è ancora un'iniziativa abbastanza di un bel po' di anni fa, ma che detta una serie di, che è orientata soprattutto a dare delle indicazioni alle nascenti European Reference Network, soprattutto per quanto riguardava il cancro, cioè queste network europee che devono occuparsi di fare numero, ricerca, conoscenza, diffusione degli standard terapeutici e così via. Ma in Italia? Allora, in Italia è stato pubblicato alcuni anni fa un numero sull'impatto dei tumori rari in Italia, ed interessante, emergeva che numero importante, 147, cioè quella che era l'incidenza dei tumori rari, che 89.000 nuove diagnosi annualmente venivano realizzate in Italia. Io sono un po' angosciata dal fatto che state guardando l'orologio. Io voglio andare in fretta. Almeno altri 3-4 minuti. Quanti minuti? 3-4 minuti. Aiuto. Va bene, che sostanzialmente si ripeteva quello che avevamo osservato per l'Europa, tranne che non erano rari in Italia alcuni tumori. Perché ovviamente se misuriamo una cosa per l'Europa, in diversi paesi, siccome i fattori di rischio sono diversi, potrebbero risultare non rari. Allora, il tumore della tiroide, cioè un linfoma, un tipico tumore, un linfoma non Hodgkin, tumori del fegato, non sono rari in Italia, e sappiamo anche perché. Quindi il tumore della tiroide è un tumore frequente. E non. Però rimane questa definizione, e bene o male sono pochi i tumori che si discordano con questa definizione europea. Sempre questa monografia dava il numero di casi totale di tumore raro per regione, e quindi di nuovo era ricchissima di informazioni. Un altro lavoro monografico della European Surgical Oncology del giornale ci informava su quella che era l'incidenza in Italia di tumore raro rispetto a tutti gli altri paesi europei, e quindi di un'incidenza molto alta. Vedete che è al primo posto, questa è un'incidenza aggiustata per età, quindi dipende da quanto è vecchia una popolazione. Qual è la sopravvivenza per tumore raro a 5 anni in Italia? Molto buona, perché dobbiamo veramente congratularci con tutti voi. E come al solito sappiamo che c'è una grossa differenza in termini di sopravvivenza. I paesi dell'est hanno ancora molto da fare. Allora, questo è l'ultimo lavoro che è stato fatto sui tumori rari, solidi, e che viene dall'ultimo lavoro di Eurocare, quindi sono i dati più aggiornati che abbiamo, e anche qui io ho messo a confronto l'Europa con l'Italia per quanto riguarda la sopravvivenza a 5 anni, e per tutte queste grosse categorie di tumore raro l'Italia ha sempre una buon outcome. Soltanto per 3 tumori non va bene: per il sistema nervoso centrale, la barra blu è la barra italiana, per i genitali femminili rari e per i tumori del digerente. Comunque tutti questi numeri nel dettaglio li avete sul libro. E queste sono le tabelle che ci sono sul libro, dove descrivono dove è più bassa e perché è più bassa. Per esempio nei tumori del digerente c'è un tumore in particolare che fa la differenza, e che è il tumore epiteliale del piccolo intestino, ma poi uno fa delle riflessioni su questo. Ed infine la Joint Action sui tumori rari aveva pubblicato un volume che dava 10 punti importanti, 10 raccomandazioni importanti per
soprattutto per i tumori rari in generale, quindi che è sempre importante studiare l'evoluzione dell'impatto nella popolazione europea e nei diversi paesi, che questo impatto va monitorato sia in termini di valorizzazione dei progressi, quindi in termini di migliorata sopravvivenza, che l'articolo precedente evidenziava minimamente, soprattutto per alcune sedi e per altre una decisa stazionarietà, e quindi c'è ancora veramente tantissimo da fare. Che c'è bisogno di reti, non solo della rete europea, ma di reti nazionali, e questo è molto importante dal punto di vista del nostro paese, che è importante l'educazione medica di questo problema, che è importante la ricerca di alternativi metodi di ricerca, e soprattutto è fondamentale il lavoro con le associazioni dei pazienti. Tutti questi dati forniti dai progetti europei sono disponibili la possibilità di fare delle analisi online sul sito dei tumori rari, e si possono avere tutti i dettagli in termini di sopravvivenza, incidenza e prevalenza nei vari paesi, compresa l'Italia, per tutte le circa 200 entità. E non mi resta che ringraziarvi, però voglio dire una cosa che è estremamente importante. Allora, noi abbiamo centralizzato per anni i dati dei registri tumori europei, ma da un po' di anni a questa parte questa cosa non è più possibile, perché esiste la direttiva della Comunità Europea. In Italia abbiamo 20 diverse regioni che interpretano questa direttiva in 20 diversi modi. È diventato un lavoro quasi impossibile e faticosissimo. Io vorrei che veramente ci fosse un'azione da questo punto di vista, oltre che il registro nazionale dei tumori, che è fondamentale, ma questa cosa ci sta. Vi ringrazio tanto davvero. Grazie. Grazie per i numeri, e anche grazie per quest'ultima considerazione. C'è stato segnalato da parte di colleghi clinici che si occupano di tumori rari l'importanza di coinvolgere anche AIOM, ma anche le associazioni, in una azione sulle tematiche che abbiamo ascoltato. Tra i gruppi di lavoro di AIOM ce ne sarà anche uno dedicato ai tumori rari, e quindi sono sicuro che su questo potremo fare anche la nostra parte. Quindi grazie per lo stimolo. Grazie, andiamo avanti davvero. Abbiamo un'altra amica, Marina Pierdomenici, che ci parlerà di un altro capitolo del volume, Oncologia nella persona transgender. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito e soprattutto per la possibilità di partecipare con un contributo ai numeri del cancro in Italia 2025 dedicato all'oncologia nelle persone transgender. Allora, vediamo se riusciamo. Ecco qua, questa è una tematica che rientra, diciamo, tra le attività che come centro di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto Superiore di Sanità stiamo portando avanti ormai da diverso tempo, in un contesto più ampio che riguarda le disuguaglianze di salute legate al genere. Il contributo che vi andrò a presentare è stato scritto in collaborazione con i colleghi Alberto Giovanni Leone e Filippo Pietrantonio dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Prima di andare nel merito dei dati, vorrei partire da qualche definizione, perché alcuni termini probabilmente che utilizzerò nel corso della presentazione possono non essere noti a tutte le persone. Il termine cisgender sta a indicare tutte le persone la cui identità di genere è in linea con il sesso assegnato alla nascita alla maggior parte delle persone. Il termine transgender sta a indicare invece tutte le persone la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita. Da questa definizione si intuisce come il termine transgender non ha nulla a che fare con l'orientamento sessuale, con l'attrazione sessuale, ma ha a che fare invece a che vedere con l'identità di genere. Nella letteratura scientifica usiamo abitualmente anche altri due acronimi, che sono l'acronimo AFAB e AMAB, per indicare rispettivamente le persone assegnate femmina alla nascita e maschio alla nascita, indipendentemente dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di genere. Partiamo dalla numerosità della popolazione transgender. Diciamo che le stime sono molto variabili, legate ai metodi ovviamente di rilevazione. Questo è un argomento molto complesso, non posso entrare nel dettaglio, ai contesti socioculturali,
Comunque le stime ad oggi disponibili ci indicano un range compreso tra lo 0,3 e il 4,5% della popolazione adulta nel mondo. Per quanto riguarda l'Europa, i dati dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, pubblicati nel 2023, ci indicano che la maggior parte delle persone transgender riferisce almeno un episodio di discriminazione in uno o più ambiti della vita quotidiana, incluso l'accesso ai servizi sanitari. Effettivamente persistono barriere di vario tipo nell'accesso ai servizi sanitari e anche a determinanti sociali di salute come l'istruzione, l'occupazione e l'alloggio, che possono influenzare i percorsi di prevenzione, ma chiaramente la diagnosi precoce e più in generale i percorsi di cura della persona. Proprio come conseguenza di queste barriere, nella popolazione transgender, nel confronto con la popolazione generale, si osservano differenze nella distribuzione di alcuni fattori e condizioni rilevanti per la prevenzione oncologica. Parleremo di inattività fisica, consumo di tabacco, consumo di alcol, riprendendo quindi dati che sono già stati esposti precedentemente in riferimento alla popolazione generale. Parleremo di infezioni prevenibili, infezione da HPV, infezione da HIV e parleremo di adesione agli screening oncologici. Vorrei qui evidenziare un messaggio che è molto importante, diciamo che è il messaggio chiave di tutta la presentazione, che le differenze cioè che andremo a vedere non sono attribuibili a caratteristiche individuali alla persona transgender, ma riflettono fattori sociali e barriere nell'accesso ai servizi sanitari. Partiamo dai fattori di rischio modificabili e utilizzerò, almeno in parte, i dati di uno studio che abbiamo condotto, dati pubblicati tra il 2024 e il 2025, che rappresentano, diciamo, la fotografia ad oggi più completa dello stato di salute generale della popolazione transgender adulta che vive in Italia. È uno studio che abbiamo fatto in collaborazione con tutti i centri clinici italiani, pubblici, dedicati alla salute transgender, in collaborazione con le associazioni. Abbiamo costruito un questionario che includeva una serie di domande relative allo stato di salute generale, perché il problema è che quando si parla di salute transgender si parla poco di salute generale, si pensa subito al percorso medico di affermazione di genere, al trattamento ormonale, al trattamento chirurgico, ma in realtà la popolazione transgender condivide con la popolazione cisgender le necessità di salute di base. La popolazione che ha partecipato nello studio, poco meno di 1000 persone hanno partecipato allo studio, con un'età media relativamente giovane. Questo è un dato che dobbiamo tenere presente quando poi andremo a vedere l'analisi dei dati dello studio. Partiamo dai fattori di rischio modificabili, in particolare dall'inattività fisica. Come vedete da questo grafico, l'inattività fisica è di gran lunga maggiore nella popolazione transgender rispetto alla popolazione generale. Il dato però più allarmante da questo punto di vista l'abbiamo ottenuto quando siamo andati a suddividere la popolazione per fasce di età, perché noi sappiamo che l'inattività fisica aumenta, e questo è intuitivo, con l'età. Nella popolazione transgender questo trend non si osserva, perché vedete dei dati che sono veramente allarmanti. Consideriamo la fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni, si raggiungono livelli di inattività fisica riferiti che sono del 72%, rispetto al 20% della popolazione generale. E chiaramente questi dati sono coerenti con una condizione di vulnerabilità e con le barriere nell'accesso alla prevenzione, ai programmi che favoriscono l'attività fisica, e lo stesso discorso vale per il fumo di sigaretta e per quanto riguarda, vedremo ancora, il consumo di alcol. Per quanto riguarda il fumo di sigaretta, in generale la popolazione transgender riferisce di fumare di più rispetto alla popolazione generale, gli uomini transgender fumano di più rispetto alle donne transgender e sicuramente diciamo, il ruolo di genere contribuisce a questo risultato, come peraltro nella popolazione generale. Stesso discorso per il consumo di alcol. Qui ho riportato il consumo di alcol ad alto rischio, il binge drinking. I dati relativi alla popolazione generale sono dati di passi. Come vedete anche in questo caso la popolazione transgender riferisce di fare più binge drinking rispetto alla popolazione generale. Passiamo rapidamente a fattori di rischio prevenibili per il cancro, HIV e HPV, che sono infezioni, come sappiamo tutti, prevenibili, ne abbiamo parlato prima per l'HPV, che sono associate ad un aumento di rischio di alcuni tumori, HIV, sarcoma di Kaposi, HPV, carcinoma anale e altri carcinomi anogenitali.
Esistono ovviamente differenze con la popolazione generale, un aumento di prevalenza in questa fascia di popolazione, ma ancora una volta vorrei sottolineare, perché non vorrei che passi un messaggio negativo, e cioè che queste differenze non riflettono caratteristiche individuali, ma sono coerenti con barriere nell'accesso alla prevenzione, ai test, alle vaccinazioni e agli screening oncologici. E parliamo proprio di screening oncologici a questo punto. Apro una parentesi sull'incidenza e prevalenza dei tumori nelle persone transgender. Allora, i dati della letteratura internazionale sono molto limitati sull'argomento. In generale indicano che non si osserva un aumento del rischio di cancro nel suo complesso rispetto alla popolazione generale. Quello che si osserva sono differenze riguardo tumori siti specifici, in particolare tumori, come abbiamo già detto prima, correlati all'HIV, sarcoma di Kaposi o all'HPV, e tumori ormonisensibili come il tumore della mammella. Ad esempio, uno studio relativamente recente ha dimostrato che nelle donne transgender in trattamento ormonale di affermazione del genere il rischio di carcinoma della mammella è di 47 volte superiore rispetto a quello degli uomini transgender. Per quanto riguarda il rischio associato alla terapia ormonale di affermazione di genere, non ci sono evidenze conclusive di un aumento complessivo del rischio oncologico. Sulla base di queste evidenze, che in realtà sono molto scarse, ci sarà da lavorare tantissimo su questo argomento, le raccomandazioni per gli screening oncologici nella popolazione transgender sono le stesse che per la popolazione generale, considerando però ad esempio la presenza degli organi, ad esempio l'assenza o la presenza di utero. Qual è la situazione generale di accesso agli screening oncologici in Italia? Ce lo dice il risultato di questa survey, primo nome Alberto Giovanni Leone. Il 71% della popolazione transgender che vive in Italia non ha mai fatto uno screening oncologico. Sono dei dati veramente allarmanti, con una soddisfazione complessiva per i servizi sanitari che non raggiunge la sufficienza. Andiamo a vedere più nel dettaglio i risultati di alcuni screening. Questi risultati sono derivati dalla survey che abbiamo fatto, di cui vi ho parlato prima. Abbiamo chiesto alle persone transgender se avessero mai fatto un pap test nella loro vita, e come vedete la risposta è stata positiva soltanto nel 34% degli uomini transgender rispetto al 78% della popolazione generale. Anche questi sono dati di passi. Un dato diverso riguarda invece la popolazione assegnata femmina alla nascita non binaria, che presenta delle percentuali più o meno sovrapponibili a quelle della popolazione generale. Questo può essere spiegato da diversi fattori. Sicuramente un uomo transgender nell'accesso ad un ambulatorio di ginecologia può sperimentare maggiori discriminazioni rispetto ad una persona AFAB non binaria. Bisogna poi considerare che molti uomini transgender hanno fatto la rettifica anagrafica, quindi risultano maschi presso il Servizio Sanitario Nazionale e automaticamente vengono esclusi dai programmi di screening oncologico. Questo significa che non ricevono a casa la lettera di invito che riceviamo tutti noi per fare il test di screening all'interno dei livelli essenziali di assistenza. Stesso discorso per il tumore della mammella, dove esiste una differenza forte tra gli uomini transgender e la popolazione generale femminile. Conclusioni: non si osserva un aumento complessivo del rischio oncologico rispetto alla popolazione generale. Le differenze abbiamo detto che riguardano specifiche sedi tumorali e fattori di rischio noti. Ci sono delle lacune conoscitive su cui dobbiamo lavorare attraverso proprio una collaborazione, un lavoro di rete. È necessario potenziare la formazione dei professionisti sanitari, e qui stiamo lavorando come Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo organizzato 2 anni fa un corso che in 3 mesi ha raccolto 30.000 adesioni, quindi c'è un interesse dei professionisti sanitari ad essere formati, e continueremo questa attività nel corso del prossimo triennio. Sarebbe importante includere nelle buone pratiche cliniche organizzative anche una sezione relativa a questa fascia di popolazione. Non si tratta di creare delle buone pratiche per la popolazione transgender, ma che includano anche una parte relativa alla popolazione transgender. E poi è necessario investire chiaramente nell'educazione e nella alfabetizzazione della popolazione target stessa. E proprio per concludere, se mi è concesso un minuto, per iniziare ad approcciare questo problema, abbiamo creato nel 2020 questo portale che forse alcuni di voi conoscono, che è infotrans.it, che è il primo portale in Europa istituzionale dedicato alla salute della popolazione transgender. È un portale creato in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Contiene informazioni a 360 gradi sulla salute delle persone transgender, continuamente aggiornato, e soprattutto può essere utile a tutti perché contiene una mappa dei servizi presenti in Italia, pubblici e convenzionati per il pubblico, con il pubblico dedicati alla salute transgender. Abbiamo un indirizzo email a cui scrivere per commenti, suggerimenti e critiche, che è info@infotrans.it. Chiudo ringraziando per l'attenzione. Grazie davvero Marina per tante. Sicuramente importante e diciamo torna anche qua il tema dell'importanza della formazione su un tema che lo sapete è caro ad IOM negli ultimi anni. Avete visto anche citate alcuni dei lavori che sono stati prodotti appunto su questo tema che ci è caro. Assolutamente caro. Abbiamo le ultime due relazioni, certamente non le meno importanti. La prima è quella di, mi metto un amico, un fratello, Saverio Cinieri, che ci parlerà di cure palliative e fine vita. Seguirà poi la relazione di Franco Perrone sulla tossicità finanziaria. Prego Saverio. Tra l'altro sottolineo che io sono qui adesso come presidente AIO, ma chiaramente il lavoro del volume che state vedendo è frutto del lavoro di sostanzialmente dell'anno e del mandato precedente, quindi grazie a Franco come diciamo che è stato presidente di AIOM fino a poche settimane fa e grazie a Saverio, presidente di fondazione, fino a poche settimane fa. Sì, abbiamo partecipato tutti alle riunioni, grazie, Certo. si possono avere dei positivi. In realtà parlerò di questi tempi limitati, soprattutto di fine vita. Se avessi le diapositive sarei più contento. Eccolo là. Il fine vita è fondamentalmente questa relazione, e l'ho fatta insieme al gruppo di psico-oncologia della mia istituzione, e anche io parto dalle definizioni. Eutanasia, suicidio assistito, eubiosia, che dovrebbe essere la definizione che raccoglie perseveranza terapeutica, cessazione dell'accanimento terapeutico, abbandono terapeutico, assistenziale e sedazione profonda. L'eutanasia attiva, che esiste, è l'uccisione intenzionale attuata dal medico o da altra persona mediante somministrazione di farmaci di una persona mentalmente capace che ne fa richiesta volontaria. Questa eutanasia attiva è consentita al momento dalle leggi in Belgio, Olanda e Lussemburgo ed riguarda pazienti anche coscienti e consenzienti e anche non coscienti e non consenzienti. Poi c'è il suicidio assistito. È l'atto di porre fine alla propria esistenza in modo consapevole mediante l'autosomministrazione, quindi la somministrazione questa volta è fatta da se stessi, di dosi letali di farmaci da parte di un soggetto che viene appunto assistito da un medico, in questo caso si parla di suicidio medicalmente assistito, o da un'altra figura che rende disponibili le sostanze necessarie. Questa forma di suicidio assistito è consentita in Belgio, Olanda, Lussemburgo e Svizzera, in Germania, Austria e Finlandia, dove è sottoposto a regole restrittive precise. E poi c'è quella, le varie norme che vi ho fatto vedere sulla prima slide, che sono quelle che vengono inserite sotto il termine eubiosia, cioè l'insieme delle qualità che conferiscono dignità al fine vita. Perseveranza terapeutica, la modalità con cui ci si prende cura di persone che, pur essendo affette da patologie attualmente inguaribili, possono usufruire di trattamenti adeguati alla loro situazione clinica e capaci di garantire una qualità di vita proporzionata alla loro situazione reale. Cessazione dell'accanimento terapeutico, è una cessazione clinica, la sospensione di tutti quei trattamenti che risultano sproporzionati alla situazione clinica del paziente, che di fatto causano più danni che benefici alla persona trattata e che non riescono a stabilizzare né a migliorare la sua condizione generale. La cessazione di questi trattamenti non terapeutici non necessita di richiesta del paziente stesso, ma è da intendersi come un atto dovuto ed espressione di buona pratica clinica. Come vedete, le definizioni sono fondamentali in questo punto. Abbandono terapeutico e assistenziale sarebbe l'eutanasia passiva, l'omissione volontaria di tutti quegli atti proporzionati e adeguati alla situazione clinica del paziente, omissione che contribuisce a favorire o favorisce la morte del paziente, o perché non si interrompe il decorso della malattia o perché lo si priva di sostegni vitali di varia natura. Sedazione palliativa o sedazione profonda. La sedazione palliativa è la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici fino alla perdita di coscienza allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta quindi refrattario alle stesse terapie. Quindi di queste definizioni solo 4, quelle della colonna di destra, sono punti di riferimento a una situazione concreta nel nostro Paese.
quelli che riguardano appunto l'eubiosia. Ve li ripeto: perseveranza terapeutica, cessazione dell'accanimento terapeutico, abbandono terapeutico assistenziale, sedazione profonda. Tutte queste definizioni, che sembrano così insulse e comunque spesso diventano utili, fondamentali, perché fanno parte della pratica clinica quotidiana, non solo degli medici, ma di tutti gli operatori sanitari, perché indipendentemente e in rispetto delle leggi in questo Paese, questo tipo di atteggiamenti, come avete visto nelle varie sfumature, possono essere fatti e condivisi o non condivisi, a seconda delle definizioni, con i pazienti. La legge 219/2017 è quella che regola al momento quello che noi facciamo. C'è un articolo 1 sul consenso informato, l'articolo 2 terapia del dolore, accanimento clinico e sedazione palliativa profonda, l'articolo 3 che riguarda il consenso di minori o incapaci e incapaci, l'articolo 4 disposizioni anticipate di trattamento, l'articolo 5 pianificazione condivisa delle cure. Consenso informato. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato. Questo non riguarda ovviamente soltanto il fine vita, ma riguarda tutti gli atti medici che noi intraprendiamo ogni giorno, quotidianamente, nella nostra attività clinica. E l'articolo parla anche di promuovere la relazione di cura e di fiducia, e nel quale nell'articolo si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia professionale e responsabilità del medico, anche perché alla fine ognuno di noi, ogni persona, quindi ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute. Questo è per esteso l'articolo 1. Il punto importante, oltre a quello che vi ho già detto, che la persona ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ribadisco, questo articolo è fondamentale nella gestione quotidiana della nostra attività. Articolo 2, terapia del dolore, accanimento clinico e sedazione profonda. Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, la cosiddetta terapia del dolore, che dovrebbe essere per tutti i medici, non soltanto per gli oncologi medici, per tutti gli operatori sanitari, un obbligo etico. Il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. Come vedete, la legge del nostro Paese autorizza la sospensione, anzi l'astensione, come dice appunto l'articolo, di terapie che siano irragionevoli. In pratica clinica quotidiana questo non sempre funziona, perché da alcuni dati che non vi farò vedere ma che conoscete, la chemioterapia o i trattamenti oncologici nell'ultimo mese di vita, quando sono assolutamente irragionevoli in questo Paese, sono presenti e spesso dipendono da un cattivo feeling o un mancato feeling fra l'operatore sanitario e il paziente o il contrario. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore e col consenso del paziente. Questo stabilisce la legge. Le DAT, anticipazione anticipata di trattamento. Ogni persona maggiorenne è capace di intendere e di volere, in previsione di una sua futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT esprimere le proprie volontà. Anche questa è una pratica legale, una pratica riconosciuta dalla legge, ma è una pratica che è abbastanza misconosciuta dai nostri pazienti e penso anche da molti operatori sanitari. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali non possono essere disattese in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo col fiduciario. Voi sapete che esiste, cosa sono in pratica le DAT? Le DAT sono documenti in cui una persona dotata di piena capacità esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui nel decorso di una malattia qualsiasi, non oncologica soltanto, o a causa di trattamenti improvvisi non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato. L'oggetto su cui esprimono le DAT sono l'accanimento terapeutico, le cure palliative, l'assistenza a domicilio in ospedale, la donazione di organi e l'assistenza religiosa. Questo è il modulo
per esempio dell'associazione Luca Coscioni, per richiedere per formare le DAT che ognuno di noi dovrebbe dover fare, con la nomina di un fiduciario che vedete alla vostra destra, che poi è la persona che segue la persona ammalata se non è più cosciente. Ci sono critiche, ovviamente le DAT sono astratte e decontestualizzate, c'è una vincolatività, la conseguenza è quindi limitazione dell'autonomia professionale del medico e l'importanza forse esagerata della figura del fiduciario. L'articolo 5 della legge 219 è la pianificazione condivisa delle cure. Nelle relazioni fra medico e paziente rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica o invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione, con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa. La decisione, sebbene anticipata, è informata e attuale. Anche qui si parla molto di condivisione. Si parla molto di quello che è il rapporto medico-paziente, si parla di quello che richiede tempo e anche modo di porsi nei confronti delle diverse sensibilità delle diverse persone che noi dobbiamo applicare. In pratica, noi dobbiamo ricordare che pertinenza, adeguatezza e non eccedenza nel trattamento dovrebbero essere le nostre guide. Quindi cosa succede in Italia? Noi abbiamo il diritto di programmare la vita, dobbiamo anche avere il diritto di programmare il termine della vita, perché vivere è un diritto e non un dovere. Lo diceva prima della sua morte Umberto Veronesi, che ha predisposto le sue DAT. C'è questa intervista, lasciate perdere quello che dice il presidente Barbera nella parte politica, ma guardate quello che c'è evidenziato a destra, l'intervista di pochi giorni fa sul Corriere della Sera. Professore, a proposito di azione del Parlamento, anzi in questo caso di inazione, la Corte Costituzionale con lei Presidente si è appellata alle Camere più volte perché adottasse una legge in materia di fine vita. Perché non è ancora accaduto? C'è sicuramente una componente cattolica trasversale che non riesce a trovare una sintesi, quindi l'influenza della Chiesa che li frena. No, è il Parlamento a frenarsi. La Chiesa con i vescovi ha fatto un decisivo passo avanti quando ha invitato la Camera a fare una legge. Vi ricordo che il professor dottor Augusto Barbera è un cattolico, lo dice nell'altra domanda. Lei è cattolico? Sì, come molti dei componenti di quella Corte che approvò la sentenza sul fine vita. Lo ribadisco, nessuno ha mai riconosciuto un diritto al suicidio assistito, e l'abbiamo visto. La vita è un valore costituzionale, ma ci sono specifici casi di persone malate in cui non si può non considerare la tutela della dignità e dell'autodeterminazione. Ci sono progetti di legge delle maggioranza che escludono il coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sapete? È il motivo per cui ne abbiamo anche parlato in sede AIO. Sarebbe contro quanto è scritto nelle sentenze sul fine vita. Si finirebbe per muoversi sulla base del profitto con la creazione di cliniche private sul modello svizzero. È giusto che siano le regioni a farsi le loro leggi, anche questo è un argomento molto caldo che sia ogni giorno e sui giornali. Di questo non posso parlare, figura istituzionale, perché è oggetto di un ricorso alla Corte. Dico però che se le regioni non possono, allora dovrà farlo lo Stato. Siamo di fronte a una situazione in cui si sta trascinando questa richiesta sulla base della legge precedente sul fine vita in maniera importante. E dobbiamo essere come associazione scientifica, ma non da soli, perché riguarda tutto il campo medico, sicuramente molto attivi e molto proattivi su questo. Quando la morte è ineluttabile, il modo di morire diventa importante. Grazie. Grazie Saverio per questa importante relazione. Sì, avete ragione, mi scrivono molti messaggi, fa freddo, sono d'accordo con voi, ma non riusciamo, e devo dire che anche qui fa freddino. Abbiamo l'ultima relazione prima di aprire il dibattito con i commenti e le conclusioni di Massimo Di Maio e Rossana Berardi. Etica e diritti, la tossicità finanziaria. Franco Perrone. Grazie a Mauro e a Massimo, grazie a tutti quanti voi intervenuti fino ad ora, essendo l'ultima relazione. Mi fa piacere di ringraziarvi ed è stata una mattinata di qualità stupenda. Ho preparato delle diapositive, contrariamente al consiglio di Mauro Boldrini, ho preparato delle diapositive, cercherò di essere veloce e parto dalla fine.
La figura 48 che troverete in uno degli ultimi capitoli, credo che sia pagina 234, non ne potrei sbagliare, del volume di quest'anno, è una figura nuova che abbiamo costruito mettendo insieme i dati che abbiamo sulla tossicità finanziaria del cancro in Italia, raccolta con due strumenti. Poi dopo vi do un attimo di dettaglio di più. Vi mostro adesso un grafico con l'andamento di una stima, è un numero assoluto, non cercate di capire che cosa voglio dire, ma è un numero che stima il disagio economico dei pazienti con cancro, è prodotto con i questionari compilati dai pazienti ed è un numero che possiamo mostrare su un arco di 30 anni. E questo è il grafico. Questo è un grafico che dice che questo numero, questo stimatore, è uno stimatore che negli ultimi 30 anni tende ad aumentare e non si ha la sensazione che ci sia un abbattimento. È una sensazione di un trend che vale per gli uomini e per le donne. È la sensazione di un trend che è più in alto, ma è comune ai soggetti al di sotto e al di sopra dei 65 anni, è peggiore ai soggetti al di sotto dei 65 anni, motivo per il quale bisogna ragionare sull'impatto sociale del cancro nelle persone in età lavorativa, e c'è tanto lavoro fatto negli ultimi anni, soprattutto grazie alla spinta delle associazioni di pazienti. Vedo Elisabetta seduta in prima fila, è sicuramente la rappresentante di un'associazione che ha fatto moltissimo per cercare di garantire maggiori tutele sul piano del diritto al lavoro di chi si ammala di cancro. È un indicatore che è decisamente peggiore per le regioni del sud, poi quelle del centro, poi quelle del nord, ma ci torniamo perché questa poi ve la rimostro come penultima diapositiva, è un indicatore che non va bene per nessuno. L'argomento tossicità finanziaria del cancro è un cavallo vincente della letteratura scientifica a partire dal 2014. Leggendo il capitolo, se lo farete, capirete subito, anche perché il 2014 rappresenta per me e per noi in Italia probabilmente un po' uno spartiacque. Vedete che c'è un incremento clamoroso della letteratura su questo tema. Siamo arrivati al 2025, aggiornato un mese fa, a superare la quota di 6.000 articoli per anno. È noto ormai da tempo, perché questa non è un'evidenza nota, che negli Stati Uniti la difficoltà economica, che lì si traduce anche nella dichiarazione di bancarotta del singolo, si associa tra i malati di cancro a un rischio relativo di morte che è ben più alto, 1,79, significa un incremento del 79% del rischio proporzionale di morte per chi si ammala di cancro e ha difficoltà economica rispetto a chi si ammala di cancro ma si può permettere di pagarsi le cure. In realtà alcuni anni fa, quasi ormai 10 anni fa, ci siamo resi conto che un fenomeno simile c'era anche in Italia. L'indicatore che utilizzavamo in quel lavoro del 2016 è quello che è in questa diapositiva, una domanda di un questionario nato per la qualità della vita, l'IRTC C30. La domanda 28 chiede se nell'ultima settimana hai avuto problemi economici o finanziari legati alla malattia o alle sue cure. Non vi racconto i dettagli, ma in quella analisi, che coinvolgeva 3.760 pazienti, un quarto circa dei pazienti aveva difficoltà economiche legate alla malattia o alla sua terapia, e questo quarto di pazienti circa aveva un incremento del rischio di morte in Italia, dove i farmaci erano pagati dal Servizio Sanitario Nazionale, non come negli Stati Uniti, nell'ordine di un incremento del 20% del rischio proporzionale, hazard ratio 1,20. Ora, 1,20 è sicuramente meno di 1,79, lunga vita al Servizio Sanitario Nazionale, però anche 1,20 in Italia anche no, perché si presume che non dovremmo avere un impatto delle difficoltà economiche sulla sopravvivenza. Per questo motivo decidemmo di produrre uno strumento che andasse un po' più a fondo rispetto a quella domanda singola: hai avuto problemi? Non si capisce che tipo di problemi, non si capiscono quali sono le cause, qual è la quantità dell'impatto. Abbiamo sviluppato
per questo motivo, con una operazione che è stata finanziata da AIRC, un questionario, si chiama Profit, lo abbiamo pubblicato, e sostanzialmente questo è un lavoro di raccomandazioni di consensus fatto da ESMO, è sostanzialmente l'unico questionario oggi disponibile e validato sviluppato nel contesto di un paese che ha un servizio sanitario pubblico, o si spera sufficientemente pubblico. L'altro, il COST, è un questionario, manco a dirlo, sviluppato negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti questa scienza, ormai si può parlare quasi di una scienza, in qualche modo è nata. Questo questionario sviluppato in Italia ha una sua mappa logica, sono 16 domande, 7 servono a costruire quel numero che vi ho mostrato nei grafici iniziali, un indicatore che va da 0 a 100, è uno score, lo si fa sommando le risposte a 7 domande. Gli altri 9 item del questionario servono a dare delle indicazioni, ci si deve lavorare ancora di più, delle indicazioni diciamo più o meno di massima, ma potrebbero diventare anche più granulari, su quali sono i determinanti del disagio economico che il singolo paziente che sta rispondendo a quel questionario in quel momento ci vuole raccontare. E quel profit score, quella misura del grado di disagio economico, è quello che si prestava ad essere validato. Validare una stima significa dimostrare che misura quello che veramente volevamo che servisse a misurare. In questo caso, siccome era la conseguenza del risultato trovato con la domanda del questionario di RTC, bisognava sapere alla fine della storia che quello che avevamo prodotto effettivamente correlasse con quello che intendevamo spiegare meglio. E vedete in questo grafico, che vi racconta il percorso di un paziente che fa un trattamento ciclico nell'arco più o meno di 4-5 mesi, ogni volta che risponde alle domande c'è una perfetta correlazione tra la risposta al questionario Profit e quella risposta famosa degli ORTC. Quindi si può sicuramente considerare validato. È un po' una forzatura quella che ho fatto nelle curve iniziali, perché quelle curve sono costruite utilizzando sia la risposta al questionario IORTC, sia, laddove lo avevamo, la risposta al profit score. Però ha un senso. E purtroppo ha anche un altro senso che conferma quello che immaginavamo, e cioè che al peggiorare del profit score, quindi all'aumentare del disagio economico, peggiora la qualità della vita. È una relazione che anche in questo caso e anche in altri casi abbiamo comunque riscontrato. Torno a quella che vi ho mostrato, la diapositiva dell'articolazione di questa stima di lungo percorso per macro regione. Qui ci sono due fenomeni importanti. Il primo è la sensazione dell'aumento, e badate, questi sono dati raccolti da pazienti che erano presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale, ai quali si forniva uno strumento per esprimere una loro sensazione, posizione in quel momento, la qualità della vita, eccetera. Questi forse erano anche pazienti un po' selezionati verso il meglio, sono persone colte, sono persone che in buona misura partecipavano, anzi tutti avevano accettato di partecipare a uno studio clinico, avevano avuto un consenso, avevano ricevuto una spiegazione, si spera l'avessero compresa. Non è detto che questo sia veramente il profilo medio dei pazienti italiani, potrebbe essere anche un po' peggio. La seconda riflessione è: da questo fenomeno non si salva nessuno. Non c'è un pezzo d'Italia che, grazie al fatto, per esempio, di non essere una regione in piano di rientro, ha la possibilità di sottrarsi a questo fenomeno. Questo è un fenomeno che c'è dappertutto, i dati riguardano tutte le regioni italiane. Conclusioni. In Italia anche esiste la tossicità finanziaria del cancro. Il suo impatto clinico non è trascurabile, se meno catastrofico che altrove. Non l'ho detto. Quel dato 1,20 di hazard ratio di morte che abbiamo trovato in Italia 10 anni fa,
Se lo girate al contrario, è sufficiente a rivoluzionare la terapia farmacologica del cancro. Gli inibitori delle aromatasi nella terapia adiuvante del tumore della mammella hanno sostituito il tamoxifen in larga parte delle pazienti per un effetto esattamente della stessa dimensione, un effetto protettivo, mentre questo è un effetto dannoso, ma la dimensione dell'effetto è assolutamente la stessa. Esistono strumenti per misurare la tossicità finanziaria e spiegarla, il profit prodotto in Italia, ma anche il questionario RTCC30. Sembra, ahimè, con i limiti dell'esercizio fatto, in costante crescita nel corso degli ultimi 30 anni in Italia, colpisce tutte le macro regioni del paese, ma in misura maggiore centro e sud e isole, acuendo, ahimè, le disuguaglianze che sono quelle che un mese fa abbiamo cercato di dire vorremmo non esistessero, perché l'articolo 32 dice che non dovrebbero esistere, e allora però forse tocca anche a noi, se vogliamo raggiungere questo obiettivo, di aiutare a fare manutenzione del Servizio Sanitario Nazionale. Grazie davvero Franco per questa relazione importante. I numeri sono straordinariamente rilevanti e vanno analizzati. Chiamerei Rossana Berardi, presidente eletto di AIOM, per avviare le conclusioni e avviare il dibattito. Prego, Rossana. Ma credo che l'evento di oggi sia stato un evento che ci arricchisce, perché rappresenta un po' una bussola. Abbiamo sentito tanti numeri che corrispondono ad altrettanti pazienti. Abbiamo visto che le diagnosi rimangono all'incirca 1000 al giorno, e questo significa che a quest'ora oltre 500 persone hanno avuto una diagnosi che ha cambiato la vita a loro e alle loro famiglie. E dietro questi numeri però abbiamo letto anche degli aspetti estremamente positivi: un abbattimento sia pure iniziale e progressivo della mortalità, un aumento della sopravvivenza, un'adesione lenta ma progressivamente crescente ai programmi di screening. Questi numeri li vedo un po' come una bussola che ci deve indirizzare, che deve indirizzare anche il Sistema Sanitario Nazionale a prenderne conto e a identificare quelle che possono essere le strategie future sulla base dei numeri. Però penso anche che questi numeri fanno riflettere anche su un altro punto di vista, sui numeri che non abbiamo discusso oggi e che invito il presidente AIOM a tenere in considerazione per i prossimi numeri del cancro. I numeri che non abbiamo preso in considerazione oggi sono i numeri di chi rende possibile tutto questo, ovvero delle persone, dei professionisti, dei medici, degli infermieri, dei vari professionisti che a vario titolo contribuiscono a prendersi carico dei pazienti, perché se è vero che si riduce la mortalità, in realtà è altrettanto vero che aumenta la complessità di cura. I pazienti sono sempre più lungo sopravviventi, fanno sempre più terapie. Ci sono dei bisogni che non sono codificati nei LEA, ma che esistono, e quindi quello che mi viene da pensare, così per concludere, ma per avviare un dibattito per quei pochi minuti che ci saranno, è anche molto trasversale, che riguardi non soltanto i professionisti sanitari, ma anche le istituzioni, le associazioni, i pazienti, chi si occupa di divulgazione e di comunicazione, è che i numeri del cancro possano diventare anche i numeri della cura. Quindi capire quanti oncologi, quanti infermieri, quanti psicologi ci devono essere per sostenere questa moltitudine di persone che hanno bisogno di noi. E questo perché è vero che la prevenzione salva le vite, la ricerca allunga la sopravvivenza, la buona organizzazione ci mette in condizioni di lavorare, ma di fatto tutto ciò è possibile perché marcia sulle gambe delle persone, sulle nostre gambe. Grazie. Grazie mille, Rossana. Io sono perfettamente d'accordo con queste Vai, Rossana, sì, sì, se vuoi. Dopo c'è il dibattito. C'è un'altra sedia. Abbiamo un'altra sedia qua. Sono perfettamente d'accordo con queste considerazioni, e quello che sicuramente diciamo, è utile che facciamo è guardare a questi numeri che abbiamo discusso oggi complessivamente come a un bicchiere che, perdonatemi forse il modo di dire è abbastanza trito, ma è mezzo pieno ma anche mezzo vuoto, nel senso che è con fiducia che possiamo guardare al fatto che abbiamo segnali concreti che, per esempio, grazie alla prevenzione primaria, in qualche modo, almeno per alcuni tumori più che in altri, vediamo dei segnali di rallentamento e addirittura trend di riduzione dell'incidenza. Questo deve essere un incentivo a fare meglio.
Abbiamo dei segnali che la copertura degli screening migliora, ma questo l'abbiamo visto quanto sia ancora deludente per alcune realtà geografiche e per alcuni tipi di tumore. Io sono da qualche mese cinquantenne, sono eleggibile per lo screening del tumore del colon retto, non l'ho ancora fatto, quindi non mi è arrivata la lettera, però voglio dire, è il segnale del fatto che possiamo sicuramente fare meglio. Chiaramente, quindi, sicuramente il tema a cui accennava Rossana è un tema che ci deve stare a cuore. Io spesso, scherzando, ma fino a un certo punto, ho usato il termine chiaramente improprio, number needed to treat, che è un concetto che chiaramente chi è tecnico sa che significa tutt'altro, ma bisogna chiedersi, ma quanto serve di risorse umane, risorse di esami strumentali, risorse di tempo complessivo e di attività del servizio sanitario serve per curare bene, tempestivamente, in maniera ottimale ogni singolo paziente. Visto che poi oggi stiamo, non dimentichiamoci, parlando di numeri assoluti di pazienti che si ammalano, che al di là dei trend sono comunque numeri grandi e siamo di fronte, come diceva Rossana, ad un aumento della complessità. Per cui, per fortuna, direi, anche grazie al fatto che abbiamo più opzioni terapeutiche, abbiamo a volte delle opzioni terapeutiche più complesse e multidisciplinari, anche in degli stadi di malattia che magari prima avevano una gestione, tra virgolette, più semplice. Tutto questo aumenta la complessità del nostro, o meglio, del percorso diagnostico e terapeutico che i pazienti devono affrontare. E quindi questo va inevitabilmente discusso con le istituzioni, perché altrimenti chiaramente si crea una asimmetria fra lo scenario, una dicotomia fra lo scenario ideale e quello che poi concretamente riusciamo con lo sforzo e spero anche con la soddisfazione degli operatori si riesce a garantire nella pratica. Nella pratica. 12:47, abbiamo 15 minuti per il dibattito, ho già 3 iscritti, se qualcuno vuole iscriversi me lo dica pure. Comincerei con Elisabetta, poi c'è Francesco e Saverio. Elisabetta? Per tutte queste interessanti, ci sono dei focus nuovi, ho visto, sul discorso dell'HPV, sulla parte del transgender, insomma, certamente interessanti. Volendo, diciamo, approfondire qualche aspetto proprio numerico, quello che forse un po' sfugge è quanti sono i pazienti in trattamento attivo. Nel senso, noi abbiamo i numeri di incidenza. Quest'anno non ci sono, mi sembra, numeri per quanto riguarda la prevalenza e la guarigione, perché probabilmente sono quelli degli anni scorsi, non ci sono novità. Però non sono solo i pazienti incidenti che sono in trattamento attivo, c'è una platea di persone che ritorna, ahimè, no? o prosegue i trattamenti anche negli anni successivi. Ed è questo un peso poi che va governato dal punto di vista dell'assistenza del servizio sanitario. Non sono sicura che si riesca a fare una stima di questo, avere dei numeri ufficiali da questo punto di vista, anche se ci sono le SDO, ci sono i dati di AIFA, probabilmente ci dovrebbe essere bisognerebbe incrociare più dati, però forse dal punto di vista del governo del sistema potrebbe essere utile. Grazie, io penso che sia una considerazione esattamente in linea con quello che cercavo di dire prima, perché di fatto la durata, per esempio, di accesso a terapie che oggi spesso prevedono dei mantenimenti, prevedono più linee di terapia, oltre al fatto che si riesce a ottenere in molti casi anche con malattia avanzata un'aspettativa di vita e di cura per fortuna migliore rispetto ad anni fa. Tutto questo giustamente è uno dei parametri che va a influenzare appunto l'equilibrio del sistema complessivo, quindi esattamente questo che penso sia importante misurare. Francesco? Poi Diego vuole rispondere, tanto vai Francesco. No, è tutto assolutamente interessante. Per quel che riguarda la tossicità finanziaria che è stata ultimamente illustrata da Franco, ritengo che i dati dovrebbero essere un attimo aggiornati alla luce della nuova situazione che si è venuta a creare nel nostro paese. Qui anche il settore oncologico, i pazienti oncologici inevitabilmente soffrono dei problemi più acuti, più cocenti, di cui il Servizio Sanitario Nazionale oggi è affetto e che cerchiamo di affrontare, perché le istituzioni non è che le affrontino in modo
sostanziale e intervenendo sulle cause. Le liste di attesa agli esami non possono non impattare naturalmente sull'andamento della malattia. Storicamente, quando si parlava di tossicità finanziaria, si parlava di costi della sanità, costi in gran parte dovuti anche ai farmaci, quindi alle terapie farmacologiche, ed in questo caso c'è una crescente spesa farmaceutica che io ritengo che sia assolutamente fisiologica. Tutti si meravigliano che ci sia, ma francamente sarebbe da meravigliarsi nel caso di una situazione al contrario. Qual è la risposta a questa crescente spesa farmaceutica? Purtroppo c'è una risposta che non è assolutamente consentita, non è assolutamente... C'è un rallentamento nei processi di accesso ai farmaci che sono documentati. Mi sono preso la briga di andare a consultare il sito AIFA, quindi i dati che io produco derivano da fonti assolutamente ufficiali. C'è un notevole peggioramento rispetto alla precedente. Abbiamo spinto molto AIFA a migliorare le sue performance. Siamo arrivati quasi a 2 anni tra accesso AIFA e prontuari regionali che dovrebbero essere esaminati. Su questi problemi non è che si scaldano tanto le associazioni degli ammalati, purtroppo questo lo debbo dire, e nemmeno le aziende farmaceutiche. Ma le aziende farmaceutiche concorrono, diciamo, o perseguono degli interessi che non interessano. Non interessa difendere i giusti diritti primari degli ammalati, e devo dire che insomma c'è una situazione di un certo negativa da questo punto di vista, e penso che questa situazione rientri a tutto titolo nell'argomento trattato da Franco, cioè la tossicità finanziaria. Grazie. Allora abbiamo Nico, segretario nazionale. Saverio magari ha già parlato, direi far parlare più chi non ha ancora parlato, poi Diego un attimo. Ma Diego, non lo so. Diego, una allora, considerazione rapida, minuto. mettendo insieme quello che ci ha riportato Franco e il suggerimento di Rossana: tossicità finanziaria in incremento e necessità di misurare le risorse, e probabilmente come AIOM potremmo farci promotori di una valutazione proprio multidisciplinare, perché qui le risorse non sono solo di noi oncologi, ma cioè la tossicità finanziaria è correlata a tante figure professionali, a tante prestazioni per le quali alle volte non c'è una risposta immediata. Per cui credo che anche altre società scientifiche, parimenti alla nostra, potrebbero dare un contributo per definire quali sono le risorse necessarie, e perché tutto questo va di pari passo con l'incremento della tossicità finanziaria. Sì. Anche per calcolare, magari partendo da una patologia tipo, o se vogliamo da un paziente tipo, realmente quanti esami, quante visite, quanti impegni farmaceutici, quante visite di follow up poi successivo, e fare un modello che possa tener conto anche di un'analisi farmacoeconomica, ma non solo economica, farmacologica in generale di sistema, per comprendere quanto riusciamo a fare, che cosa ci serve per trattare il singolo paziente e che impatto può avere, perché ragioniamo sempre su dati anche complessivi, però andando a fotografare il percorso specifico e quello che mediamente noi facciamo, che bene o male sono dati che riusciamo a recuperare nelle nostre attività rutinarie, potrebbe essere un progetto di valore. E questo credo possa essere anche, diciamo, un motore per spingere sulla leva dell'appropriatezza, perché probabilmente parte di quella tossicità è legata anche a un'inappropriatezza di richieste. Saverio, poi abbiamo Floriana, presidente di Andos, Diego. Ne avete già parlato, si è già fatto in AIOM, alcune di queste cose. Ricordo il tuo dato sui tempi. Abbiamo parlato tanto e spesso abbiamo chiesto adeguamento delle piante organiche e degli spazi fisici.
parlavamo prima, parla più delle date, del tempo necessario alla somministrazione. A San Antonio pochi giorni fa si sono visti dei dati impressionanti sulla necessità dell'attività fisica impostata in maniera forte dall'oncologo medico sulle pazienti con cancro alla mammella, che dà un aumento di sopravvivenza. Infatti, come battuta facevo a un amministrativo che era lì, che lavora in Ares, in Agenas, in Ares, Puglia, ci dovete dare palestre. Noi stiamo facendo un progetto a Brindisi sulla nutrizione oncologica con dei dati impressionanti sulle prime 100 pazienti e sui risultati che si possono ottenere. Quindi c'è necessità sempre di più tempo, di più attività e di più spazi e di più personale sanitario. La patologia oncologica è la prima patologia, ormai superato la patologia cardiovascolare. Io penso che sia necessario in questo paese un Cancer Act come fece Nixon un po' di anni fa, ma qualcosa di veramente pesante che noi come AIOM dovremmo, secondo me, spingere in maniera importante. È un po' come quello che è successo per i colleghi delle malattie infettive durante l'HIV. Voi ricorderete, io sono abbastanza vecchio di ospedali, ricordarmi i raddoppi delle malattie infettive, i raddoppi delle strutture, i raddoppi delle piante organiche, e quei raddoppi dei reparti sono rimasti, anche se poi la problematica dell'HIV per fortuna non è rimasta in ospedale, ma si è spostata sul territorio, nel senso che ci si attendeva talmente tanti pazienti HIV positivi che morivano, venivano trattati di complicanze in ospedale, che è tutto raddoppiato anche nel mio ospedale, ma penso che sia così ovunque, e indietro quando si raddoppia non si torna. Noi come oncologi medici, anche per tutto quello che è stato detto oggi, secondo me dovremmo chiedere qualcosa di così forte, perché questo darebbe un vantaggio a tutti i gruppi di discussione che abbiamo fatto. Grazie. Grazie. Frodi De Grassi, Presidente Nazionale Andos. Sì, buongiorno a tutti. Volevo dire questo inerente alla tossicità finanziaria. Franco prima chiaramente l'ha accennato. Il problema non è dire quanto noi perdiamo ogni giorno di servizio sanitario nazionale in termini di risorse umane, di ritardo di farmaci. Il problema è il disagio sociale della persona. Cioè è la persona che ha un disagio sociale talmente elevato, legato al lavoro, al contesto, ai figli, e a quelle alle terapie, peggiorato dalle terapie che deve fare o dagli accertamenti che deve fare, che determina la tossicità finanziaria. Perché i dati emersi dal nostro questionario fanno vedere che è un problema di trasporti, un problema di distanza, o un problema di accessibilità, un problema di accompagnamento. Quindi è il contesto sociale che sta peggiorando rapidamente in Italia, che determina la tossicità finanziaria. È chiaro che il servizio sanitario è un calmieratore di benessere, questo è vero, ma non è esclusivamente tutto basato sull'inefficienza del servizio sanitario. Grazie. Grazie. Diego voleva fare una precisazione sulla richiesta di Elisabetta. Un minuto. La questione della prevalenza lo facciamo ogni anno, ogni 2 anni lo mettiamo sul numero del cancro. Quello del 24, intorno ai 3 milioni di prevalenti, è stata la base poi per stimare la guarigione del cancro, la legge sul diritto all'oblio. Quei 3 milioni saranno diminuita l'incidenza, la mortalità aumenteranno dello 0,5-6%, quindi il prossimo anno penso che lo metteremo. Quindi è ben nel numero 24 trovate tutte le tabelle per sesso, per età e per patologie. Grazie. Se ci sono altri interventi, 12:59, siamo perfettamente nei tempi. Devo dire, con gli svizzeri è stata una giornata importante. L'edizione 2025 è sempre per noi un motivo di incontro. È importante il dato che siamo riusciti a tirare fuori proprio ieri anche dalla Commissione europea, il calo assoluto, soprattutto dovuto al tema della prevenzione contro il tumore del polmone negli uomini, un dato su cui riflettere e su cui come società scientifica siamo impegnati proprio per promuovere campagne importanti. Lo chiedo al Presidente e al Presidente eletto. Sì, certo. Io negli ultimi tempi mi capita spesso di sottolineare come, anche se noi oncologi siamo impegnati, e lo siamo tanto quotidianamente, insomma, negli ambulatori a parlare e a decidere di diagnosi
e di terapie tempestive e ottimali per i pazienti. Il tema della prevenzione abbiamo capito che è fondamentale e ci deve vedere, oggi è stato detto esplicitamente, impegnati in prima persona anche come operatori nella comunicazione, perché può fare la differenza ed è tipicamente un investimento, quindi mediamente un impegno che non ripaga il giorno stesso in cui lo si fa, ma ripaga al medio-lungo termine con dei risultati concreti. Adesso vediamo quelli che sono frutto delle scelte fatte da tanti nostri concittadini qualche anno fa. Vedremmo in futuro tanto altro ancora se riuscissimo a convincere più persone. E mi riferisco sia ai sani, sia a un tema che forse oggi non è stato tanto trattato, ma che è altrettanto importante, la prevenzione terziaria per i pazienti che si sono ammalati. Quello è un capitolo enorme su cui siamo in difetto perché non abbiamo ancora l'attenzione come l'abbiamo per l'innovazione farmacologica o per altri aspetti. Invece può fare tanto la differenza anche prognostica, oltre che di qualità di vita per tanti pazienti che si ammalano. Dunque, se parliamo di prevenzione nella persona sana, io prendo in prestito una frase che disse una persona a me cara: è molto meglio non ammalarsi che guarire. Evidentemente fare di tutto perché si eviti di poter affrontare il percorso duro e difficile della malattia. E allora per questo l'impegno deve essere sicuramente con tutti gli strumenti che ci sono a disposizione, che oggi abbiamo visto essere sicuramente in miglioramento, ma molto lento, e ancora non tassi di adesione ottimale agli screening, non tassi di abitudini, diciamo, anche di vita modificabili adeguate per poter prevenire. Poi c'è chiaramente tutta la partita della prevenzione terziaria, come ha sostenuto adesso il Presidente, però credo che anche qui dovremo fare in generale un salto di paradigma e ragionare in un'ottica di One Health. Quindi le parole con cui concludo sono queste due: One Health, che poi in realtà è una sola, la salute unica, e quindi guardarla non soltanto per compartimenti, per quello che possiamo fare in prevenzione primaria, in prevenzione secondaria e in prevenzione terziaria, ma provare tutti insieme a lavorare e a dialogare in un tavolo congiunto che ci permetta di renderci conto che poi noi siamo parte dell'ecosistema in cui viviamo e che quindi anche quello che respiriamo, quello che facciamo, l'azione concreta che possiamo insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti ha una ricaduta anche in termini di ritorno di investimento, perché sappiamo benissimo che tutto ciò non paga subito, ma paga. Grazie mille a tutti da parte nostra di AIOM. Grazie. Mille auguri di buon